bene, allora cominciamo direi, grazie agli studenti che sono in quest'aula e grazie anche alle persone dall'esterno, colleghi magistrati, avvocati, cittadini che hanno partecipato a questo incontro. Questo incontro Dialoghi con la magistratura nasce, diciamo, da un contatto con l'Associazione Nazionale Magistrati sezione di Trieste. Io che vi parlo in questo momento mi presento, sono Alessia Taviacozzi. Sono del Dipartimento di Scienze Giuridiche, professoressa associata di istituzione di diritto pubblico, ma in questa veste sono anche delegata alla terza missione. E quindi il mio compito è quello di, in qualche maniera, intrattenere così, creare legami tra il Dipartimento e il territorio. Quindi noi abbiamo colto l'occasione davvero, insomma, gradita di poter organizzare un evento, un appuntamento che ha ad oggetto la funzione del magistrato, il ruolo sociale del magistrato. Un appuntamento che non voleva essere di carattere strettamente tecnico-giuridico, in parte lo sarà, ma che vuole essere, diciamo, una forma di riflessione, di ragionamento, di considerazione su quale sia oggi il modo di lavorare, la funzione, anche il riconoscimento di cui gode il magistrato come persona individua e forse anche la magistratura, diciamo, come ordine nella nostra società. Abbiamo deciso di trasformare questo appuntamento, o meno di coniugarlo, anche come un appuntamento di orientamento per i nostri studenti, perché chiaramente è importante per loro vedere, come dire, dalla vita concreta delle persone che cosa significa esercitare una certa funzione, una certa professione, e quindi speriamo che possa essere un'occasione di riflessione congiunta. Porto chiaramente anche i saluti della direttrice professoressa Elena D'Orlando, che in questo momento è da un'altra parte per un altro impegno istituzionale, non può essere con noi, ma saluto in aula i suoi studenti di giustizia amministrativa, saluto poi il professor Penasa che è qui con noi e i suoi studenti di processuale civile, e ci sono anche gli studenti della professoressa Rombi che si occupa appunto di ordinamento giudiziario e libertà costituzionali, quindi un tema molto vicino a quello di cui si tratterà. Do quindi per i saluti introduttivi la parola al collega professor Deana, che è proprio delegato all'orientamento, e vi ringrazio. Grazie Alessia. Buongiorno a tutti, benvenuti ai nostri ospiti che ringrazio moltissimo per essere qui presenti oggi. La magistratura è sempre stata uno degli sbocchi professionali più affascinanti, più intriganti per lo studenza. Io stesso, ai tempi in cui ero studente, avevo preso in considerazione questa possibile strada per il mio futuro, poi varie vicissitudini mi hanno portato altrove, però è innegabile che i magistrati presentino per chi studia diritto un punto di riferimento imprescindibile, poi indipendentemente da quella che sarà effettivamente la vostra futura professione, il ruolo sociale e il ruolo giuridico svolto dai magistrati è indiscutibile. Mi è sembrato più che opportuno quindi portare dei magistrati dentro le nostre aule per farli dialogare con i nostri studenti. Il titolo dell'incontro è Dialoghi con la magistratura e non tra le magistrature, quindi siete più che invitati a rivolgere tutte le domande che riterrete opportune. Vi invito quindi a cogliere questa opportunità estremamente importante per cercare di capire un po' di più come funzionano veramente le cose all'interno di questo mondo. Non per niente nella locandina c'è scritto che la realtà è percezione. Il modo migliore per conoscere la realtà è chiedere come stanno le cose a chi dentro quella realtà opera e vive quotidianamente. Quindi non lasciamoci spaventare magari da una percezione che possiamo avere della carriera nella magistratura come qualcosa di estremamente quasi impossibile da percorrere per pochissimi eletti, o un qualcosa che ci sfugge alla comprensione. Cercate di chiedere tutto quello che vi interessa, perché un domani possiate eventualmente anche voi far parte di questa categoria e dare il vostro contributo allo sviluppo del diritto nel nostro paese. Sono tutte persone professionalmente impeccabili, alcune di loro le conosco anche personalmente, altre le ho conosciute professionalmente nella mia precedente vita di avvocato. E quindi non potevate avere interlocutori migliori questa mattina, e quindi vi auguro buon lavoro e vi lascio allora non dirlo ulteriormente. Grazie. Grazie. Ecco, ancora due parole sull'organizzazione perché non l'ho detto. Il seminario funziona come una tavola rotonda. Sulla sedia grande oggi abbiamo con noi Luana De Francisco, che è giornalista
del Messaggero Veneto, che è proprio esperta anche di cronaca giudiziaria, quindi sempre molto vicina per lavoro al modo di lavorare della magistratura, e lei condurrà, diciamo, questo dialogo. Poi vi presento anche gli ospiti, perché per gli studenti non sono conosciuti. Abbiamo il presidente del Tribunale di Udine, il dottor Corder, il dottor Carlisi, che è giudice del Tribunale di Udine, giudice penale, e che è anche il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati sezione di Trieste, che copre in realtà l'intera regione, esatto, tutto il distretto. Poi abbiamo la dottoressa Danelone, che è pubblico ministero, e la dottoressa Paviotti, che anche lei è giudice penale. Abbiamo cercato quindi di intersecare diverse funzioni, diversi ruoli, e quindi ancora buon ascolto e approfittate, diciamo, per fare delle domande. Grazie. Inizio. Sì, io porto i saluti, intanto ringrazio anche gli organizzatori, l'università che ci ha aiutato nell'organizzazione di questo evento, che nasce, come accennava la professoressa Cozzi, da un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati che nell'ultimo periodo, è un problema risalente di cui se ne parla di frequente anche nel dibattito pubblico, nelle trasmissioni televisive, ma che nell'ultimo anno ha avuto una recrudescenza quando dall'autunno scorso è stata una forte campagna pubblicità di stampa e politica di diciamo, critica e di delegittimazione dell'attività della magistratura nel suo complesso e di alcuni giudici specificamente individuati. Nella fattispecie la vicenda è quella della collega giudice di Catania, che aveva disapplicato un decreto Cutro sul trattenimento dei clandestini e che aveva portato a una serie di articoli di giornale fomentati comunque dalla politica che diciamo cavalcava questa vicenda, che avevano attaccato direttamente la collega con effetti quindi sempre più con diciamo, un'escalation di critica che avevano un po' poi interessato l'intera categoria e avevano indotto quindi l'Associazione Nazionale Magistrati a convocare un'assemblea e a prendere una posizione di tutela nei confronti di questa collega e anche però di reazione a questa ondata di diciamo, delegittimazione. E la risposta chiaramente in un contesto dove una società in cui i media acquistano sempre più importanza e dove ormai tante volte l'apparenza prevale sulla sostanza, doveva essere una risposta che cercasse di porsi non allo stesso livello, perché chiaramente la magistratura, anche per tutelare il suo ruolo, che è comunque necessita di una certa mantenimento di una rispettabilità come istituzione, non poteva scendere a livello di questo dibattito violento e a volte volgare, e quindi si è dovuta ritagliare una nuova spazio, cercando di riconquistare riavvicinarsi ai cittadini, quindi riconquistare questo legame di fiducia con i cittadini, ideando questa iniziativa che è appunto il dialogo con la magistratura, che è volta a rivolgersi ai singoli cittadini, quindi al di là dei tecnici, degli avvocati, degli studenti di diritto, che chiaramente hanno comunque una formazione che li rende più preparati ad affrontare questo dibattito, ma anche cittadini più comuni che spesso non conoscono i meccanismi della giustizia, trasmettendo loro quelli che sono i valori fondamentali che in una istituzione democratica, in uno Stato democratico, devono essere tutelati dalla magistratura e che devono garantire allo stesso tempo la magistratura nella sua funzioni, nella sua indipendenza, nella sua imparzialità, perché chiaramente il rapporto è doppio. Da una parte la magistratura garantisce dei diritti, dall'altra però il sistema deve anche garantire la magistratura nell'esercizio di queste sue funzioni, perché altrimenti il sistema non riesce a rimanere in equilibrio. E di fronte a questi attacchi, infatti, io ho anche raccolto alcuni
articoli che possono insomma essere indicativi di come possa una certa stampa, chiaramente intendosi a seguito della posizione politica fortemente critiche e anche immotivatamente critiche, strumentalmente critiche, possa condizionare quello che è il lettore che, non conoscendo bene i meccanismi con cui funziona la giustizia, può essere indotto in errore. Ad esempio, appunto nella vicenda della collega di Catania, si inserisce dopo un articolo nell'ottobre del 2023, paragona il fatto che fossero stati liberati questi cittadini clandestini al problema del lockdown di 4 anni fa. Dice toghe e multe quando richiudevano gli italiani per impedire il trattenimento dei clandestini. I giuristi oggi ci spiegano che secondo la Carta la libertà personale è inviolabile. Durante gli anni bui del Green Pass però non avevano nulla da eccepire, quindi paragonando due cose totalmente diverse e quindi inducendo però in un lettore che non è in grado, perché non ha la formazione specifica per comprendere queste differenze, una certa reazione di ostilità nei confronti di questi della magistratura che assume queste decisioni. Un altro articolo significativo su questo, sempre in questo filone, è quello in un'intervista a una donna che dice: mio marito in galera per essersi difeso, scioccata quando l'ho riconosciuta. Si parla di una donna di Catania, il cui marito, di un gioielliere di Catania, condannato a 12 anni da un collegio nel quale il giudice apostolico era componente, e lui condannato a 12 anni per aver sparato e ucciso 2 rapinatori, e dice: ora ho molta paura della magistratura, ho paura di dire quello che realmente penso. E poi dice: ma di chi ha paura? Dei giudici. Non mi sono mai schierata contro la magistratura perché ho paura che mi prenda di mira. Purtroppo non credo più nella giustizia, soprattutto dopo quello che sta emergendo. Quindi, associando due, senza chiaramente nessuna critica, senza nessuna spiegazione della vicenda a monte di questa condanna, chiaro che la posizione di questa persona può essere nutrire un certo astio nei confronti del sistema, perché è stata lei stessa colpita, o meglio il marito condannato, probabilmente giustamente, ma questo non è il merito dell'articolo, però nel lettore il messaggio che si vuole trasmettere è quello di appunto di un timore generalizzato nei confronti della magistratura che può indurre a decisioni totalmente dettate dagli orientamenti forse politici o non si parla di questo, ma insomma lo si fa intendere. Oppure i magistrati liberano i clandestini, loro picchiano, stuprano e uccidono. Stupri, omicidi e risse, tutti i reati evitabili se i colpevoli non fossero a spasso. Quindi anche questo, senza entrare poi nel dettaglio, insomma, o comunque riferendo a alcune casistiche, ma chiaramente senza una cognizione di quelle che sono le regole che la legge impone in determinate situazioni per cui una persona può essere legittimamente libera, viene indotta questo messaggio diciamo subdolo e diciamo condizionante nel lettore. Poi si parla di egemonia culturale della magistratura, e per criticare questo un sottosegretario alla presidenza che critica il fatto che i giudici disapplichino le leggi, perché dice no, ma i giudici devono fare ricorso alla Corte Costituzionale, devono fare ricorso alla Corte Europea, alla Corte di Giustizia Europea. Questi sono gli strumenti, la disapplicazione di leggi che il Presidente della Repubblica ha promulgato e che quindi non possono essere incostituzionali in quanto il Presidente le ha promulgate e il Presidente non promulga, quindi sfruttando strumentalmente questa previsione per cui il Presidente ha comunque un suo vaglio, i giudici vanno quindi contro non solo al legislatore ma anche al Presidente della Repubblica che ha promulgato la legge. Oppure i giudici fanno opposizione, duello tra il Ministro della Difesa e l'ANM,
oppure i magistrati che sbagliano non pagano mai, finché ci sarà anche un solo innocente arrestato e poi assolto. Condanna e dall'altra parte però i giudici gratificano gli ecofessi perché in questo caso hanno dato un attenuante a dei manifestanti che si erano messi in autostrada, hanno bloccato il... C'era un altro, ecco, questo titolo molto a caratteri cubitali, ad esempio, in cui dice l'odissea di quei giudici ragazzini formati solo sulla teoria e poi lanciati in aula a decidere della vita degli altri. Provate per un attimo a mettervi nei panni di un trentenne che nella sua esistenza non ha fatto niente altro che studiare e che viene catapultato a fare il magistrato monocratico in un tribunale e la solitudine del giudice di primo grado. E poi tutto un lungo articolo in cui si sostiene che la magistratura sarebbe l'unico lavoro per il quale non è previsto un periodo effettivo e probante tirocinio. Se fai l'avvocato in uno studio mediamente serio, prima di firmare un atto passano anni. Se fai il medico, per tutta la specializzazione, hai anche gli infermieri che ti guardano male, che sono pronti a richiamarti. Mentre il giudice no, il giudice è subito in prima linea dopo aver ammesso comunque che c'è un tirocinio di 18 mesi, ma che è una passerella tra le varie aule a vedere un po' quello che succede senza però alcuno studio specifico. Poi sempre si ritorna sempre i 30 anni di errori, le toghe non pagano mai, l'ingiusta detenzione è costato 1 miliardo, ma le toghe non pagano. Solo 4 le azioni disciplinari a fronte dei 50 milioni di risarcimento, come se l'ingiusta detenzione fosse necessariamente legata a un errore giudiziario, o meglio, a una responsabilità del giudice che ha pronunciato quella condanna o del PM che ha sostenuto quel processo. Oppure quest'altro articolo, anche in un giornale locale, rovinato dai giudici, si arrampica su una gru e non scenderò, la giustizia è vergognosa. Poi però si spiega che insomma, il giudizio fino in Cassazione è stato riconosciuto come c'erano state delle questioni di debiti, è arrivato in Cassazione, la Cassazione ha confermato le precedenti condanne e quindi non si vede la cosa perché si giustifica un titolo così allarmistico. Infine, per venire anche le ultime tematiche più recenti, si parte con un titolo grande, per i giudici l'antisemitismo non è più reato, e poi l'antisemitismo per legge, da Roma a Milano i giudici approvano gli insulti agli ebrei, poi si arriva sotto a leggere è lecito accusare Israele di genocidio e pulizia etnica. Quindi insomma chiarendo che insomma, la questione è un po' diversa, poi insomma sarà opinabile o meno, però il titolo antisemitismo non è più reato e una critica a un paese, uno Stato, sono due cose diverse. Però il messaggio che viene sempre o spesso trasmesso, stiamo parlando sempre poi è vero di un ristretto numero di giornali, però questo, dato che i lettori di questi giornali sono lettori affezionati e che difficilmente leggono altre campane, hanno altre fonti dove informarsi in modo più obiettivo, il problema è che questo porta a fomentare quelle che sono delle resistenze nei confronti del sistema e della magistratura in particolare, che rendono poi difficoltoso l'esercizio del potere, della giurisdizione e della sua anche dell'indipendenza, perché chiaramente il giudice poi, come vedremo nel prosieguo, ha bisogno di un sistema che lo tuteli, che lo condizioni nelle sue scelte, perché di fronte a una campagna di stampa di questo tipo la reazione di un giudice magari giovane, che non ha le spalle larghe, che si trova magari da giovane anche scaraventato sui giornali con a subire queste critiche, potrebbe essere indotto
avere un atteggiamento molto più conformista, cercare di seguire quello che è il sentore comune e evitare di prendere decisioni più coraggiose ma più giuste anche. Quindi e in questa ottica, insomma, si dovrebbe sviluppare il dibattito di oggi, insomma. Prego, Grazie. Intanto io sbirciavo mentre il dottor Carlisi leggeva i titoli e mi sono un attimo rasserenata, nel senso che ho visto che girano sempre attorno. Non c'è, ovviamente non c'è il giornale, ma oltretutto, insomma, sono sempre quel mucchietto, diciamo così, di testate che è vero che rispondono oggi in questo momento storico alla maggioranza della votata dagli italiani, però e quindi comunque sì, sono letti da una buona quota di italiani e di cittadini, però insomma sono sempre quelli e sono estremamente schierati. Oltre che anche alcuni, ce ne sono alcuni di categoria, ecco c'è una testata poi in particolare che è portata quasi naturalmente, no, a criticare l'operato della magistratura o comunque a tenerlo sotto stretta osservanza. E io invece appunto anch'io parto da un titolo di giornale, perché pensando a questo incontro mi è tornato in mente un editoriale che era stato pubblicato un po' di tempo fa su un'altra testata, su Repubblica, che titolava La giustizia dei dilemmi, a firma di Paola Severino, quindi dell'avvocata Paola Severino, che interveniva in particolare in qualità di vicepresidente della LUIS, interveniva sul dibattito della revisione dell'ergastolo stativo. E la giustizia dei dilemmi, appunto, mi ha fatto pensare in vista di questo incontro, perché sono davvero tante le domande che la gente si pone, la gente in quanto utenti del sistema giustizia, del servizio giustizia. E basterebbe pescare così nel mazzo per fare qualche esempio. Penso ponendomi adesso dalla parte degli outsider, del cittadino, penso allo stupore con cui una persona non dotata delle conoscenze giuridiche, materia giuridica, apprende la notizia per la quale un reo confesso di un omicidio volontario non finisca dritto, per direttissima diciamo, all'ergastolo. Così come penso allo sdegno del cittadino che viene a sapere che un evasore fiscale, per esempio, possa farla franca con la prescrizione, a patto che qualcuno conosca, sappia che cos'è la prescrizione, oppure insomma possa beneficiare di un bello sconto di pena grazie dopo aver pagato una percentuale assai più bassa rispetto alle tasse che non ha versato. Questi sono esempi, se vogliamo, grossolani, però sono indicativi di ciò che fuori dai palazzi di giustizia si pensa, si sente, si stigmatizza. E quindi ecco perché la giustizia dei dilemmi, ma direi anche la giustizia questa sconosciuta, nel senso che c'è sconosciuta non soltanto per chi non conosce i meccanismi, le procedure che regolano il sistema giustizia, già questo di per sé ritengo che sia una grave lacuna, comunque a prescindere, ma questa sconosciuta anche proprio per la rappresentazione, come diceva il dottor Carlisi, come si diceva, per la rappresentazione che ne viene data sia sicuramente dai media che comunque perché incapaci o perché impossibilitati non hanno modo di approfondire o di andare oltre alla mera notizia che comunque resta il core business dell'informazione. E giustizia questa è sconosciuta anche, e quindi una rappresentazione diversa, anche per effetto del dibattito politico che sempre più spesso negli ultimi tempi accompagna tutte le novità legislative e che sicuramente risulta proposto in termini non soltanto semplicistici, ma anche assolutamente faziosi, che abbiamo visto quasi si fosse alla tifoseria da stadio, e quel che è peggio soprattutto strumentale, in termini strumentali. E penso evidentemente a tutte quante le riforme che si sono susseguite, a tutti i cambiamenti, le modifiche che sono state fatte, insomma tanta confusione e quindi tanto disorientamento, con il risultato perverso, direi,
di assistere a un preoccupante cambio di sentiment, di approccio, di motivo, di sentimento per l'appunto verso non soltanto la giustizia, ma verso per l'appunto coloro che amministrano la giustizia. La gente insomma comincia a perdere fiducia, cala la fiducia e aumenta il disagio. Il disagio verso che cosa? Il disagio di non sentirsi sufficientemente tutelati nei propri diritti, il disagio di sentirsi soli, abbandonati appunto dal servizio giustizia, il disagio di cosa volevo dire? Trovarsi di fronte a muri di incomunicabilità e di inaccessibilità. Ebbene, la novità per l'appunto oggi è proprio questa, quella per la quale siamo qua oggi, qui in questo momento, ora, sono proprio quegli stessi protagonisti di quella giustizia che tanti dubbi, tanti dilemmi solleva, quegli stessi protagonisti peraltro che la gente ritiene vivano arroccati in una torre d'avorio, che hanno deciso, posto peraltro che forse poi come vedremo in certi termini è anche giusto che ci sia a salvaguardia della terzietà una forma di isolamento del giudice, ma vedremo in che termini, insomma è assolutamente improprio parlare di isolamento. Ecco, sono quegli stessi giudici, sono quegli stessi magistrati che oggi decidono invece di aprire le porte, di porsi e di proporsi come interlocutori in un dialogo, come si diceva, con i cittadini. Quindi secondo me è un'occasione meravigliosa, come ho detto fin da subito, che spero che venga replicata più e più volte, ma non soltanto per dare a quante più persone possibile, a quanti più cittadini possibili la possibilità di partecipare, e ne vedo diversi. Oltre a volti di giovani ci sono anche volti di cittadini, alcuni anche noti, già conosciuti e quindi interessati alla materia, ma anche perché i temi della giustizia da affrontare sono una montagna, non fosse altro appunto per tutte le riforme che sono in corso. Abbiamo letto in questi giorni del voto politico, no? Del DDL costituzionale che punta a cambiare il volto al sistema giudiziario italiano, ma abbiamo letto della riforma che poi anzi fa il paio, no? Quella riforma Nordio che introduce tutta una serie di temi di interesse assolutamente pubblico, no? Uno tra i tanti, l'eliminazione del reato dell'abuso d'ufficio. Insomma, la materia è vastissima, ripeto e sottolineo, di interesse pubblico. Allora noi a questo punto, appunto, per fare un po' di ordine, ci siamo dati una sorta di scaletta, abbiamo deciso di suddividere gli interventi in 3 macro aree tematiche, e prima di cominciare però da quella che io ritengo che sia forse quella che risponde e rappresenta la problematica più sentita dalla popolazione, perché la gente si chiede come funziona da di dentro la giustizia, che cosa succede, che cosa c'è oltre quelle porte. Abbiamo pensato che fosse più utile, per così dire, cominciare presentando cioè appunto il sistema giustizia e, come dice il titolo, il ruolo della magistratura, in che cosa consista il ruolo della magistratura, che sono messi là, guarda caso, proprio dalla Costituzione, no? A difesa, e cioè contro i poteri, contro i prevaricatori, a difesa e a tutela degli interessi del cittadino, e che si intreccia con quello che è stato citato per un po', che è stato questa terzietà e questa indipendenza della magistratura di cui si è già sentito parlare, e che è indispensabile, che il cittadino vuole sentirsi vedersi garantito, perché quando entra in un tribunale, quando entra in una procura, quando entra in un tribunale, ha bisogno di sapere, insomma, che di fronte a sé c'è un magistrato che non risponde ad alcun potere politico, ad alcun potere altro. E allora, come non possiamo che cominciare con il dottor Cordere e con l'articolo, ne abbiamo parlato anche nell'articolo sul Messaggero Veneto, dall'articolo 101 della Costituzione, secondo il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Grazie all'ANM, all'università che ci ospita, è un'occasione unica che appunto speriamo possa replicarsi. Allora, elogio dell'articolo 107, terzo comma della Costituzione. Nobile, chiedo di parlare, Presidente Terracini, ne ha facoltà. Nobile, desidero un chiarimento. L'ultimo comma del nuovo testo Conti stabilisce che i magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di grado. Ora, ad un profano come me, sembrerebbe che questo significhi che per i magistrati non debbano esservi i gradi, come per gli altri funzionari dello Stato.
È esatta questa mia interpretazione? Presidente Terracini, l'onorevole Leone Giovanni ha facoltà di rispondere per la Commissione. Leone Giovanni, questa formula esprime questa nostra opinione, che essendosi creato l'ordine giudiziario, nel seno di questo ordine occorre una gerarchia di funzioni. Così la Corte di Cassazione è la competenza più alta rispetto agli organi inferiori di merito. Ma in questa gerarchia non devono giocare i gradi come per gli impiegati dello Stato. Non occorre per la magistratura mantenere quella diversità di gradi che, se non erro, è dovuta al fascismo, cioè la equiparazione ai gradi militari. Occorre cominciare a sgretolare questo sistema di equiparazioni di gradi. Occorre soprattutto esprimere questo desiderio e questa aspirazione, che in seno alla magistratura non si discuta di gerarchia di gradi, ma che ci siano diversità di funzioni, cioè di attribuzioni di organi che possono essere maggiori o minori, ma esprimono maggiore o minore ampiezza di giurisdizione, non di grado. Era il pomeriggio del 26 novembre 1947. Erano i lavori della seduta appunto pomeridiana dell'Assemblea Costituente che proseguiva l'esame degli emendamenti degli articoli che riguardavano la giurisdizione. 101, giudice è soggetto solo alla legge, e questo 107, ultimo comma, i magistrati si distinguono solo per funzioni. Guardate che è un'intuizione straordinaria dei costituenti, straordinaria. È una rottura col passato, completamente. Il giudice deve essere libero, non libero di fare quello che vuole, quel cavolo che vuole, libero rispetto a qualsiasi forma di condizionamento, interno o esterno. Vi leggo Montesquieu, vi tedio con delle letture, questa è molto più breve. Per Montesquieu non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore. Questa è una grande intuizione, una libertà che non deve essere mistificata, è una libertà non di fare ciò che si vuole, quello che mi salta in testa, come tante volte la narrazione, come abbiamo sentito, ci propone, ma è libero da condizionamenti interni ed esterni. Ciò nonostante, questo, a mio avviso, questo modello di giurisdizione, di rottura col passato e di giurisdizione secondo la tesi illuminata di Montesquieu, è entrato in crisi. Lo vediamo ogni giorno. Questo modello valoriale di grande valore è ciò nonostante entrato in crisi. E vi è un continuo decremento della fiducia dei cittadini, della collettività nei confronti della giurisdizione dei magistrati. Allora, dobbiamo essere però, io vorrei cercare di trasmettervi questo, qui non stiamo parlando di consenso, ma di fiducia. E il termine fiducia rimanda alla affidabilità, non alla fede incondizionata, ma alla affidabilità, la fiducia nella competenza, nel buonsenso, nella ragionevolezza, nella preparazione tecnica e così via. Il consenso è un'altra cosa, è completamente un'altra cosa. La giurisdizione non deve rincorrere il consenso. Se rincorre il consenso perde la libertà dai condizionamenti che ho appena indicato. In fondo, il più grande errore giudiziario della storia è di un giudice romano che segue la folla e salva Barabba. E come ha detto Ferraioli, il giudice libero, veramente libero nel senso che ho cercato in poche parole umilmente di indicare, il giudice libero è quello che sa condannare quando la collettività, la folla chiede la soluzione e sa assolvere quando tutti chiedono la condanna.
Allora, se, come detto, manca la fiducia, viene sempre meno la fiducia, io credo che la parola d'ordine sia: ognuno deve fare la sua parte. Per primi devono fare la loro parte i magistrati. E allora i magistrati, io cerco di essere più sintetico possibile, quindi dovete perdonarmi se faccio passaggi che magari non sono completi, ma il giudice, la parte che deve fare il giudice è quello di essere un giudice libero, libero da condizionamenti interni ed esterni. Abbiamo visto l'intuizione dell'articolo 107, addirittura non vogliamo la gerarchia, perché la gerarchia è il giudice che per fare il favore al suo superiore gerarchico decide in modo contrario al suo sentire, a quello che avrebbe deciso senza quell'accondizionamento. Questa è la vera libertà del giudice. E allora, dicevo, il giudice deve essere libero, deve essere indipendente. E sapete qual è la conseguenza diretta dell'indipendenza? L'imparzialità. Il giudice imparziale, se è indipendente, se non è indipendente, finisce per non essere imparziale. Il giudice, inoltre, deve apparire indipendente e apparire imparziale. Qui è un tema discusso, discutibile, ci sono varie sensibilità, ma io credo che nel caso dei giudici ci sia una totale equiparazione tra la sostanza e la forma. Occorre essere imparziali, oggettivamente imparziali, ma anche apparire imparziali. Perché se non si appare imparziali, si dà la stura a alibi, sospetti, strumentalizzazioni, si coglie l'occasione per sparare sul giudice. E il giudice deve essere imparziale e indipendente. E c'è un'altra ragione. Io credo che a ogni potere la nostra Costituzione è un esempio lampante, forse unico, di pesi e contrappesi. Anche all'interno della giurisdizione e del ruolo del magistrato occorrono pesi e contrappesi. Se il magistrato, come diceva Montesquieu, ha il potere terribile di condannare, allora occorre un contrappeso. E il contrappeso è l'apparenza dell'imparzialità e indipendenza. Se il giudice ha indubbiamente un potere enorme, e allora occorre una rinuncia da parte del magistrato. Una rinuncia non a non pensare, non avere idee, non esprimerle. Poi qui non è il momento, ma si potrebbe aprire tutto un capitolo sulla comunicazione del magistrato e della giurisdizione, ma ovviamente occorre un self-restraint. Non voglio dire, mi raccomando, non vorrei essere frainteso, non voglio dire che al magistrato non sia garantito il diritto all'espressione e alla manifestazione del pensiero. Tuttavia, a ogni potere corrisponde un contropotere, un peso e contrappeso, e quindi una rinuncia, l'apparenza. E poi, se si riesce, i più virtuosi, come tendenza, addirittura l'indipendenza da se stessi. Ognuno di noi ha una formazione culturale, una ideologia. Bene, alcuni hanno scritto in modo acuto che per il giudice indipendente, libero, imparziale occorrerebbe anche un'indipendenza da se stessi, cioè delle proprie convinzioni. Chiaramente, lo capite, è una mera tendenza, un'aspirazione, come ha detto Giovanni Leone. Bene, questo è il quadro. Il giudice ancora deve essere aperto al dialogo. Non sto parlando di buone maniere, di Galateo. Aperto al dialogo. Deve essere non arrogante, non scostante. Non deve essere autoreferenziale, deve saper comunicare, al di là delle modi di comunicazione con la sentenza e con i provvedimenti, che già in quel seno occorrerebbe studiare le parole, perché le sentenze sono emesse in nome del popolo italiano, è il popolo italiano che lo dovrebbe leggere. E quindi dovremmo fare uno sforzo, anche se ovviamente c'è il trionfo della tecnica, ma dovremmo fare uno sforzo affinché anche i termini che usiamo nelle motivazioni delle sentenze siano accessibili a più persone. Ma al di là delle motivazioni, le modalità di comunicazione, come diceva James Hillman, quello del codice dell'anima, uso una parafrasi della tesi che riguarda la psicoanalisi, occorrerebbe aprire una finestra nelle aule giudiziarie. Tutti questi sono i compiti
secondo me, dei giudici, per prima cosa, ricordatevi anche, non arroganti, non scostanti, disposti all'ascolto. Bene, c'è un prezzo da pagare. C'è un prezzo da pagare. Se si vuole un cittadino libero in un paese democratico che tende all'eguaglianza, anche se purtroppo una rara avis, se si vuole un cittadino libero, come ha detto Montesquieu, occorre un giudice libero. Ma ci sono prezzi da pagare, non c'è nulla di gratis. E allora i prezzi da pagare sono il processo lungo, il processo in qualche modo inefficiente, anche se poi affronteremo eventualmente il problema delle risorse, ma non tocca adesso in questo momento. Occorre prezzi da pagare, il processo lungo, occorre adattarsi, perché sono libero, alla imprevedibilità della giurisdizione, alla disomogeneità della giurisdizione. È una tendenza necessaria, soprattutto in questo periodo, che vi sia una prevedibilità delle decisioni. Poi quando avremo l'intelligenza artificiale potremo andare a casa tutti e non faremo più cose di questo tipo, reggerà tutto l'intelligenza artificiale, ma per adesso dobbiamo adattarci alla imprevedibilità delle decisioni. La libertà del giudice di essere soggetto solo alla legge e alla sua interpretazione comporta che non tutti i provvedimenti siano prevedibili, ma è un prezzo da pagare. È lo stesso che ci sia disomogeneità. Ah, Dio mio, quel giudice ha deciso così e quell'altro giudice ha deciso in modo diverso. Ma conosciamo il caso concreto? No. Però critichiamo questo sistema. Ma è un modello che garantisce a tutti noi la libertà. Il prezzo da pagare è una frattura fra l'aspirazione del processo e il suo esito. E lo vedremo adesso un po' di due accenni. Insomma, questo è il prezzo da pagare. Ci sono prezzi da pagare per la libertà, ma volete, non so, volete il Senato romano che condanna Catilina alla morte con prove false o prove acquisite illecitamente? Volete i giudici, non so, del Barbarossa, di Federico II, che decidevano in base a quello che gli diceva l'imperatore? Volete i giudici dei vari Luigi che si sono succeduti in Francia finché hanno tagliato la testa all'ultimo? Volete i giudici del ventennio fascista che devono essere iscritti al partito fascista? Volete i giudici del periodo stalinista che condannavano Bronsky dicendogli: ma lei non lavora e quindi deve andare in Siberia e condannato ai lavori forzati? Giudice, ma io sono un poeta, ma lei non lavora. Volete giudici di questo tipo? E allora ci sono prezzi da pagare, e i prezzi da pagare vi ho indicato quali sono. Vediamo cosa può fare il cittadino, la collettività, dopo tutto quello che per primo deve fare il giudice. La prima cosa che dovrebbe fare, e questo viene dall'esperienza quotidiana, io sono 35 anni in magistratura ed è un'esperienza quasi quotidiana. Io ovviamente parlo in media, ovviamente ci sono varie situazioni, però com'è che il cittadino si approccia al processo e alla giustizia? Si approccia con: io sono innocente e io ho ragione. Questo grosso modo, a spanne, è l'approccio al sistema giustizia. E deriva proprio dall'esito diverso dalle aspettative e dalle aspirazioni, deriva questa frattura tra il processo e l'esito. E provoca cosa? Disillusione, fraintendimento, rabbia. Garapon ha parlato di lutto, elaborare il lutto della giustizia perfetta. Non esiste la giustizia perfetta. Allora tutti i cittadini approcciano la giustizia secondo questo schema che provoca delusione, rabbia e mancanza di fiducia. È proprio questa frattura che occorrerebbe colmare in qualche modo, ma per primo dobbiamo farlo noi. Allora, un piccolo seme di possibile superamento tendenziale negli anni, nei secoli, chi lo sa, è quello che viene da Sant'Agostino. La guerra giusta, una delle condizioni della guerra giusta era la recta intentio,
cioè la volontà di arrivare al conflitto senza avere l'intenzione di vendicare e di annientare il nemico. Qualche settimana fa avevo una causa che riguardava il diritto di famiglia, separazione, divorzio, non ricordo. Arrivano gli avvocati con le parti e mi annunciano, con grande mia soddisfazione e mia gioia, che avevano raggiunto un accordo. Già le espressioni, non degli avvocati che sono bravissimi, ma delle parti, erano espressioni tristi, sconfitte, ma anche l'uso delle parole. Le parole sono pietre, le parole era per dire sì, purtroppo siamo arrivati a questa, abbiamo dovuto. Ecco, questo è il seme. Se noi consideriamo i compromessi un fallimento, non ne verremo mai fuori. Occorre uno sforzo culturale, di modifica culturale, ci vorranno decenni, ma occorre la recta intenzione, cioè non la volontà assoluta di annientare il nemico e rivalutare il compromesso. Compromesso è a liquidare, a liquideretinere, qualcosa che doni a qualcun altro e qualcosa che donano a te. Occorre superare l'idea del compromesso come fallimento. La seconda speranza che ho nelle collettività, nei cittadini, è quello che io chiamerei la potenza dei numeri. Ci sono tantissimi esempi anche storici, perché non vorrei essere frainteso sulla recta intenzio. Faccio un esempio. Tornando, l'ho citato già prima, Federico II va alla crociata, arriva a parlare col Saladino di turno e trovano subito un accordo, Gerusalemme città libera. Lì evidentemente c'era una recta intenzio, cioè non la volontà di annientare il nemico. Poi troviamo esperienze completamente diverse come la pace di Versailles che secondo alcuni ha creato il substrato per il nazismo in Germania, o il patto di Monaco in cui chissà chi è che aveva la recta intenzio e chi invece è andato lì ingenuamente. Insomma, gli esempi sono tantissimi. Delenda a Cartago, insomma, ce ne sono tantissimi. L'altro era, come dicevo, la potenza dei numeri. Allora, l'altra cosa che io, in base alla mia esperienza, ho notato che l'approccio del cittadino, della collettività alla giustizia è, Dio mio, è la mia causa, ma è la mia. Cioè non può il giudice non considerare la mia causa la causa prioritaria, la causa più importante. Ecco, la potenza dei numeri è una cosa sconosciuta, non agli avvocati che la conoscono benissimo, ma ai cittadini comuni, la potenza dei numeri. Allora, in tribunale a Udine nel settore civile sono sopravvenute in un anno 10.000 cause. Nel penale sono sopravvenute 8.059 cause. Nel 2023 sono circa 20.000 cause e siamo in un territorio vastissimo, ma non è un tribunale medio piccolo. Ecco, questo è un altro scatto in avanti che potrebbe fare la collettività, sempre con il nostro aiuto, con le cose che dobbiamo fare per primi noi, è capire la potenza dei numeri. La mia causa è una delle tante cause. È come quando vado dal medico. È vero che lì c'è un rapporto diverso, anche loro giurano come noi, ma hanno un rapporto diverso col paziente, più umano. Noi appunto facciamo fatica, dobbiamo, come ho detto, aprire le finestre delle aule giudiziarie, però anche qui direi che un altro sforzo è quello di comprendere, e qui gli avvocati sono fondamentali in questo tipo di attività, dovrebbero comprendere che la causa di quel tizio, di quel signore, di quel Paolo Rossi, non è l'unica causa che è quel giudice. E quindi non è una cattiva volontà nel mostrare un certo cinismo, un certo distacco rispetto a un drammi grandi, piccoli della vita di tutte queste persone. È la potenza dei numeri. E l'ultimo sforzo che chiederei umilmente a tutti sono di comprendere che il processo e le regole del processo deformano la realtà. Cioè non si può immaginare, questo lo dico non certo agli avvocati che lo sanno benissimo, ma ai cittadini che non hanno approcci con la giustizia,
è che non sempre, cioè spesso può accadere che la realtà fenomenologica sia diversa dalla realtà processuale. Allora, cerco di farvi 2 esempi perché non vorrei essere frainteso. Uno può essere, speriamo che nessuno lo consideri blasfemo, ma chiedo venia in quel caso. Che differenza c'è tra la cialda della Ricciarelli, Sapori, e la particola che ci danno in chiesa? È la liturgia. Cioè le regole che stanno dietro alla consegna della particola alle persone che fanno la comunione. Se no, se tu la guardi come forma è uguale alla Ricciarelli. È la liturgia che deforma quel tipo di prodotto. Ancora, c'è stato un scrittore illuminista che si chiamava Giuseppe Maria Galanti, è una citazione che fa Canfora in un suo libro sulla oligarchie e democrazie. L'ho trovato spettacolare. Allora, questo Galanti è uno scrittore illuminista, parlando di democrazia, di libertà, eccetera, fa un esempio che mi è parso illuminante da questo punto di vista, cioè della frattura, ancora una volta, tra la realtà fenomenologica e la realtà processuale. Allora lui racconta che c'è stato un signore che si chiama Deglenay, francese, che è stato chiamato in processo dalla moglie perché diceva che lui era impotente, e poi contemporaneamente in un altro processo dall'amante che voleva che riconoscesse il figlio. Sapete com'è andata a finire? Vediamo se qualcuno ce la fa. Com'è andata a finire? È stato assolto in tutti e 2 i processi, o è stato condannato in tutti e 2 i processi. Questo è il punto. Cioè la logica, tante volte nel processo, non corrisponde alla realtà, perché ci sono le regole processuali. Diceva, mi pare Ferraioli, che, tornando anche alla questione del consenso, non c'è il consenso è bastardo, scusate, perché non è che posso sostituire il consenso rispetto a una prova mancante. Se quel test della mia causa, che è l'unica causa di cui il giudice deve occuparsi, viene lì e non dice le cose che io speravo dicesse, per fortuna, perché vuol dire che non sono andato a parlare prima col test, perché non lo posso fare, e se non se lo ricorda, io perdo la causa. Ma non è che... E questo è il punto, dobbiamo ragionare e come Monsieur Denglené, cioè è stato condannato in entrambi i casi ed è illogico, ma il processo ha portato a quell'esito. Questo è il punto fondamentale. Occorre fare queste opere di scatto in avanti, di valorizzazione di questi principi, e io credo che solo con un mutamento culturale, sono le nuove generazioni che devono riuscire a pensare in questo modo. E allora, non so, pensiamo a introdurre nelle scuole elementari non educazione, perché educazione è un termine bonito, una istruzione alla giustizia, in cui si spieghino fin da quando sono bambini che cos'è la giurisdizione, che compiti ha, cosa dovrebbe fare per avvicinare i cittadini e per recuperare la sfiducia di cui abbiamo parlato. Vi ringrazio. Ci vorrebbe un minuto di raccoglimento e ricominciamo. Vabbè, io sono sempre incantata quando ascolto il dottor Corder. Però, allora, questa è stata una lezione meravigliosa per gli studenti sicuramente, ma è anche un messaggio meraviglioso per i cittadini che sono presenti. Però dobbiamo anche tornare con i piedi per terra. E per esempio, tornando con i piedi per terra, ci viene in mente, non lo so, lo scandalo Palamara, che ha rotto l'incantesimo, che rompe questo incantesimo e che ci obbliga a tornare punto e a capo. I magistrati che non sono capaci di terzietà, di indipendenza, di sfuggire a condizionamenti, di
trattenersi, di non cadere nelle tentazioni, le tentazioni che poi sono quelle in cui incorre il cittadino comune, in cui il magistrato, invece da cui il magistrato dovrebbe sapere astenersi, e via di questo passo. E non è un caso se il presidente Mattarella non perde occasione per invocare, no, l'indipendenza e la terzietà dei magistrati e della magistratura. E allora mi sposterei dal tribunale adesso agli uffici della procura con il procuratore aggiunto, dottoressa Danelon, per chiedere dal suo punto di vista quanto sia difficile mantenere questa indipendenza, questa terzietà, tanto più a fronte di operazioni in corso anche che tendono da un lato a scalfirne il potere, se vogliamo, perché penso alle limitazioni sull'uso delle intercettazioni, che poi vengono spacciate come la persecuzione dei cittadini, oppure operazioni che attentano appunto alla terzietà. Penso al disegno di legge, al pacchetto di disegno di legge nel quale è compresa anche l'idea di eliminare l'obbligatorietà dell'azione penale e sostituirla con la discrezionalità. E quindi allora certo la terzietà va a gambe all'aria. Ecco, nella vita pratica, nella vita quotidiana di un magistrato inquirente in questo caso, quanto è difficile conservare la schiena dritta? Mantenere. Ringrazio per l'occasione, ringrazio tutti per questa bellissima occasione appunto che mi è stata data di essere presente qui e dopo questo brillante intervento del Presidente cerco di raccogliere le mie poche idee che ho sul punto, nel senso che molti temi sono stati anticipati dal dottor Corder e devo dire che il suo intervento l'ho interamente condiviso. Mi è piaciuto moltissimo l'incipit iniziale sull'indipendenza, imparzialità, terzietà del giudice e mi è piaciuto adesso l'introduzione sua che ha parlato di indipendenza, terzietà, imparzialità della magistratura. Io infatti voglio farvi fare un passo ulteriore. Io sono pubblico ministero, appartengo quindi a quella parte della magistratura che è quella che fa le indagini, quindi inquirente, non è il giudice che siede sul suo bel posto e decide e ha davanti a sé le due parti. Io sono pubblico ministero, sono una parte. Allora mi sono domandata, e parto anche io dal 1946, mi sono domandata questo concetto di indipendenza, imparzialità, terzietà è ancora o è tuttora o è stato sempre abbinabile al pubblico ministero? Il pubblico ministero è parte. Possiamo dirlo che è parte imparziale? Possiamo dire che è parte terza? Possiamo dire che è indipendente? Ecco, questo è il tema. Perché attenzione, se noi analizziamo la figura del pubblico ministero e ci poniamo questa domanda, è imparziale, indipendente, terzo, di riflesso completiamo il cerchio sull'imparzialità, indipendenza e terzietà dei giudici. Sembra un paradosso, ma non lo è. La domanda è questa: agire liberi o sembrare o apparire di agire liberi, quindi indipendenti da qualsiasi ingerenza da parte dei terzi, indebita ingerenza, deve appartenere anche al pubblico ministero? Secondo voi, se il pubblico ministero fosse, tra virgolette, pilotabile, sarebbe una garanzia per un giudice imparziale, terzo, al di sopra delle parti? Se il pubblico ministero fosse non indipendente, perché questa è la parola più giusta, davanti al giudice arriverebbe tutto nello stesso modo, detto semplicemente? È questo che io mi pongo come domanda. La conquista fondamentale è stata fatta proprio nel 1946, quando hanno confezionato la nostra Costituzione. E Piero Calamandrei ha inserito il pubblico ministero all'interno della magistratura, proprio
nell'ottica dell'indipendenza della magistratura. Agire liberi, apparire di agire liberi, deve essere una qualità propria anche del pubblico ministero. Non possiamo dire forse che il pubblico ministero è terzo. Stona. Come fa una parte ad essere terza? No. Il pubblico ministero è parte, però ha una peculiarità. Che parte è il pubblico ministero? È una parte pubblica. Il pubblico ministero, per volontà del nostro sistema, è espressione dello Stato all'interno del processo, esattamente come espressione dello Stato all'interno del processo è il giudice. C'è ovviamente una differenza, che il pubblico ministero è parte però pubblica del processo, ha precisi doveri imposti dalla Costituzione e da tutte le leggi a scalare, che è quello di applicare le leggi penali, di perseguire i reati. Ma non basta, deve perseguirli secondo determinate regole. Ed è questo il fondamento importante del nostro sistema. Perché io sono convinta che l'indipendenza e l'imparzialità del pubblico ministero siano la garanzia che completa l'indipendenza della magistratura. Andiamo a vedere cosa dice la Costituzione su questi aspetti qua. Allora, se esaminiamo il testo della Costituzione, la professoressa me lo potrà recitare a memoria, io non più, scusatemi, però di imparzialità e terzietà non si parla a proposito del pubblico ministero. Attenzione, lo sapete meglio di me. Perché di imparzialità e terzietà si parla all'articolo 111 della Costituzione, laddove si dice ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. Il giudice sì che deve essere terzo e imparziale, sicuramente. Ma l'indipendenza è un'altra cosa. Abbiamo sentito bene che l'indipendenza è il veicolo della terzietà e di imparzialità di un giudice. Se non abbiamo giudici indipendenti, non abbiamo giudici terzi imparziali. Per il pubblico ministero, quindi, possiamo trascurare l'aspetto forse della terzietà, perché non ci appartiene molto, siamo parte e vogliamo pure essere parte che fa il proprio dovere, in tutto e per tutto. Imparzialità, questo è un concetto che già ci appartiene. Fondamentale. Da dove lo desumiamo l'imparzialità? Esempio, pilastro, è l'articolo 112 della Costituzione. Cosa dice l'articolo 112 della Costituzione? Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Questo è il principio cardine della nostra imparzialità e anche indipendenza. Attenzione. Esercitare l'azione penale obbligatoriamente significa che noi siamo tenuti ad agire in base alle leggi penali in tutti i casi, senza distinguere A, B, grosso, largo, basso, bello, brutto, ricco o non ricco. Sempre. Questo che cosa ci assicura? L'articolo 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza. Essere così significa dare a tutti la possibilità di vedersi tutelare i diritti davanti a un giudice. Quindi il concetto di indipendenza è un concetto che deve assolutamente riguardare anche il pubblico ministero. E in questo senso qualcuno ha detto, però attenzione, non è proprio così, perché l'articolo 107,4 della Costituzione dice una cosa un po' particolare, a parte il fatto che e poi vabbè, lo dico dopo. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Allora, però, se la Costituzione parla di indipendenza e terzietà dei giudici e i pubblici ministeri dice che gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dall'ordinamento giudiziario, è come se il pubblico ministero fosse uno scalino sotto della Costituzione. Infatti qualcuno parla di decostituzionalizzazione di questa materia, cioè il PM
può essere disciplinato da una legge sull'ordinamento della magistratura che quindi, diciamo, sta sotto rispetto alla Costituzione. Allora possiamo fare un po' quello che vogliamo di questo pubblico ministero, l'abbiamo in mano alle leggi ordinarie e le leggi ordinarie stabiliranno che ruolo dare al pubblico ministero. No, non è così semplice, perché, come tutti sappiamo, noi dobbiamo fare un'interpretazione sistematica delle norme della Costituzione e in questo senso recuperiamo la piena parità dal punto di vista dell'indipendenza del pubblico ministero rispetto a quella del giudice, che è sacrosanta, proprio leggendo la Costituzione in maniera sistematica. E allora facciamo appunto riferimento all'articolo 112 dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, facciamo riferimento al fatto che c'è l'inclusione del pubblico ministero nella magistratura e quindi come tale abbiamo tutte le norme che garantiscono quindi la magistratura, sappiamo, no? I magistrati sono inamovibili, si distinguono soltanto per funzioni, c'è un Consiglio Superiore della Magistratura che governa, no? L'attività dei magistrati. Nessuno di noi può iscriversi ai partiti politici, né ai giudici, né ai pubblici ministeri, quindi siamo parificati. E si parla di indipendenza, proprio indipendenza dei pubblici ministeri davanti alle autorità giurisdizionali speciali, quindi diciamo così c'è anche un riferimento diretto in questo senso. Tutto questo, cioè la fondamentale importanza dell'indipendenza del pubblico ministero e quindi di tutta la magistratura nel suo complesso, è una questione che viene messa in crisi con tutti diciamo, questa evoluzione, no? E tutte le negatività che sono state evidenziate anche leggendo questi articoli, vedendo quello che c'è stato detto, viene messa in discussione. Però attenzione, viene messa in discussione per tutta una serie di fatti accaduti oppure detti nelle cronache giudiziarie, però a livello generale la indipendenza della magistratura viene sempre e costantemente riaffermata, anche a livello di sistema euro-unitario. Quindi al di sopra di noi, a livello di diritto unitario, si parla di indipendenza. E non soltanto dei giudici, ma dei pubblici ministeri anche, proprio per garantire questa visione della giustizia, perché un sistema di questo tipo ha come finalità quello di realizzare la giustizia con la G maiuscola. E anche a livello di, appunto, la dimensione euro-unitaria dice che il pubblico ministero, io parlo per i pubblici ministeri perché siamo noi quelli più esposti in tema di indipendenza, no? Perché per un giudice si dice è terzo, imparziale, deve essere indipendente, deve essere lasciato fare il suo lavoro. I pubblici ministeri sono una parte, quindi è lì che si va a erodere il discorso sulla indipendenza, molto di più che non per i giudici. Però a livello di diritto comunitario, a livello di fonti normative superiori all'Italia, attenzione, tutto questo non trova riscontro. Cioè il sentire comune che scalfisce l'immagine della magistratura cozza contro tutta una serie di risoluzioni, di norme a livello superiore all'Italia, che invece affermano l'importanza di questo discorso, cioè dell'indipendenza della magistratura. Per esempio, c'è una Carta di Roma del 2014 del Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei dove si parla di indipendenza, dove si parla di indipendenza della magistratura nel suo complesso, dove si parla di pubblico ministero quale organo di giustizia. Significa destinato ad assicurare giustizia. Ma se vogliamo questo, ci vuole un pubblico ministero indipendente. Ci vuole il pubblico ministero della nostra Costituzione, detto in parole semplici. L'esigenza dell'indipendenza del PM è corollario dell'indipendenza dell'intero potere giudiziario, viene affermato. C'è un parere, il parere numero 13 del 2018 del Consiglio Consultivo dei Procuratori sull'indipendenza anche etica del pubblico ministero.
e di nuovo indipendenza del pubblico ministero, addirittura etica. C'è una raccomandazione numero 19 del 2000 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che tratteggia la necessaria indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo e la correlativa imparzialità in vista della funzione, attenzione, di vigilare anche in nome della società e nell'interesse generale sull'applicazione della legge. Perché questo è il nostro compito. Il compito dei pubblici ministeri è quello di vigilare in nome dello Stato e in favore dei cittadini sull'applicazione della legge penale. Per garantire questo, ancora una volta si afferma l'indipendenza del pubblico ministero. E così ci sono altri esempi. Quindi, per dire che a livello di dimensione euro-unitaria è un principio assodato e, leggendo vari articoli, si dice proprio questo: la garanzia dell'indipendenza del pubblico ministero come organo di giustizia a tutela della società e nell'interesse dei cittadini in maniera paritaria è la migliore garanzia anche di indipendenza dei giudici. Perché se il pubblico ministero fosse suscettibile alle influenze, non fosse davvero garantito nella sua indipendenza, potete ben immaginare che alcune situazioni potrebbero andare avanti in certi modi, altre magari si arresterebbero. E loro cosa valutano? Quello che noi mandiamo avanti? Non vedono quello che noi non riusciamo più a mandare avanti. Loro devono vedere tutto, esattamente come noi tutto dobbiamo trattare. In questo senso, chiudo brevemente, in questo senso anche la riforma Cartabia, tutto sommato, che è recente, porta un tassello in questa direzione. Perché adesso al pubblico ministero è richiesto di valutare, prima di esercitare l'azione penale, quindi di formulare un'imputazione, di mandare un soggetto nella sua qualità di imputato davanti a un giudice, è richiesto di valutare la ragionevole previsione di condanna. Sembra una banalità, ma non lo è affatto, perché prima della riforma noi pubblici ministeri dovevamo valutare se il materiale degli elementi probatori acquisiti erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Siamo a un livello nettamente inferiore, perché io da pubblico ministero faccio la mia analisi e dico sì, io ho acquisito tutta una serie di elementi di prova che poi davanti al giudice mi consentono di sostenere la mia imputazione in maniera idonea. E lasciamo fare la loro parte agli avvocati, naturalmente, che hanno la loro fetta di partecipazione al processo, 50 e 50. Adesso al pubblico ministero è richiesto di valutare la ragionevole previsione di condanna. A voi sembra un passaggio in avanti verso un PM imparziale, indipendente, o vi sembra un passaggio indietro? A me sembra un passaggio in avanti, perché mi fa fare uno sforzo ulteriore. Io devo valutare ancora di più, quasi, non come un giudice perché non potrei mai arrivarci, però mi devo avvicinare a un giudice e devo pensare, ma il giudice in una situazione come questa, come valuterebbe? Quindi diciamo, è ancora di più un'astrazione dal mio ruolo di parte che mi dovrebbe portare ad andare avanti a un ruolo di analisi equilibrata, il più possibile equilibrata, del materiale probatorio che ho. Quindi ecco perché io sono convinta che l'indipendenza appartenga a tutta la magistratura e che sia un dato che ci hanno insegnato e che ci hanno immesso nella Costituzione nel 1946 con Piero Calamandrei col suo progetto e che tuttora è garantito non soltanto nel nostro ordinamento ma anche a livello comunitario. Riparto da una frase della dottoressa, da un passaggio della dottoressa, dice una cosa è il pubblico ministero, una cosa è il giudice è terzo indipendente
deve essere lasciato fare il proprio lavoro. Bene, poi, salvo poi tutte le considerazioni che sono seguite. Eppure, e torno alla cronaca e torno ad alcuni cenni iniziali, eppure non sempre è così, il caso apostolico dimostra che quando una decisione non piace, è sgradita, si fa di tutto per non soltanto attaccarla, sgretolarla, smembrarla, ma anche per delegittimare colui che l'ha concepita. Appunto, il caso apostolico fa scuola in questo senso, ed è soltanto il più recente. È bastato che circolasse un filmato risalente a qualche anno prima di questa giudice durante una manifestazione pubblica perché si potesse giocare a chi la crocifigge prima e di più, insomma, e quindi delegittimare. Allora, avevo sentito, poi l'ho ripescato, un'intervista, cioè, quante trasmissioni poi erano state dedicate al caso. Sulla 7, in una trasmissione era stato chiesto il parere a Davigo, al vostro collega Davigo. E lui, per esempio, me lo sono riportata, aveva fatto questa analisi. È un errore grave, dice, spostare l'attenzione dalla motivazione del provvedimento alle persone che lo hanno pronunciato. Si fa confusione tra imparzialità del magistrato e apoliticità del magistrato. La prima riguarda i rapporti con le parti del processo e per questo è prevista astensione o ricusazione. La seconda è assicurata da norme costituzionali che prevedono reclutamento solo mediante concorso e che consentono alla legge di limitarne la partecipazione ai partiti politici. Questo è soltanto spostare l'attenzione, di nuovo per riportare l'attenzione in tribunale, in particolare a una collega diretta, in quanto GIP, GUP, a sua volta dottoressa Paviotti della dottoressa Apostolico. Ecco, per chiudere questa prima macro area, macro tematica, posto peraltro, non dimentichiamo che esiste una disciplina anche nella vostra categoria, e che disciplina, insomma. Ecco, voi come la vivete dal vostro punto di osservazione di GIP GUP? Diciamo, in occasione di quel caso ci sono state anche tutte delle riflessioni interne tra di noi, ci siamo confrontati, noi abbiamo insomma degli organi assembleari fatti apposta perché siamo una comunità, tra virgolette, no? Siamo dei colleghi, quindi discutiamo tra di noi, ed erano emerse delle sensibilità anche molto diverse, soprattutto rispetto al fatto che adesso siamo confrontati con una realtà nuova, e noi magistrati come tutti, nel senso che fino a, non so, 20 anni fa, forse anche meno, anche io sono entrata in magistratura 11 anni fa, 12 anni fa, quando facevamo il tirocinio, perché non è vero che i magistrati vengono sbattuti così in aula e tirano il dado, cioè, a parte il fatto che c'è un lungo studio dietro, ma ci sono 18 mesi di tirocinio, che sono tanti, nei quali veniamo affiancati a diversi magistrati con diverse funzioni, i quali non solo ci insegnano la loro, diciamo, esperienza, la loro prassi, ce la trasmettono, ma ci valutano. E la dottoressa Danelone è stata una delle mie affidatarie. Lei, come tutti gli altri miei affidatari, alla fine del mio periodo di tirocinio, ha dovuto scrivere una relazione dicendo viene, non viene, bene, male, cacciate la pedate, cioè voglio dire, veniamo valutati. E al termine di quel tirocinio viene fatta una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giurisdizionali. Per cui c'è uno scrutinio molto attento non solo sulle tue capacità, diciamo, sulla tua conoscenza del diritto, quella viene valutata nel momento in cui fai il concorso, ma anche sulla tua attitudine ad assumere quella funzione, che è una funzione delicatissima e che ovviamente ti spaventa. Cioè, quando poi vai a scegliere la sede, dici, oddio, ma io poi in aula ci vado da solo. Le prime udienze, io me lo ricordo, i fascicoli li studi come l'Ave Maria, perché non vuoi farti cogliere impreparato su niente. Per cui altro che se come le altre categorie veniamo, anzi forse di più, non lo so, anche perché noi abbiamo un riscontro diretto, noi andiamo in aula col pubblico davanti, con le parti davanti, che è il peggiore esame che ti possa essere fatto. Quindi ecco, vorrei forse rassicurarvi sul fatto che c'è tanta preparazione dietro. E nel momento in cui abbiamo fatto il tirocinio, io tra l'altro ero una delle prime che ha fatto il tirocinio anche alla scuola di Scandicci, nel senso è stata creata proprio questa scuola, insomma, che anche fisicamente ha un edificio, nella quale abbiamo trascorso tantissimi mesi,
e dove si affrontavano tematiche non solo riguardo al diritto, ma anche riguardo alla disciplina, diciamo, no? L'etica, se vogliamo, del magistrato, quindi i rapporti anche con il pubblico, i comportamenti che sarebbe più o meno opportuno tenere. Però quella volta, per esempio, che sembra il Medioevo ma non lo è, la questione dei social network, social media, eccetera, era ancora molto sfumata. Per cui sicuramente ci veniva trasmesso il concetto, che peraltro avevamo insomma abbastanza già da soli, attenzione insomma, non vi esponete, ma non perché appunto dovete vivere in un eremo, ma perché ognuno di voi avrà le sue idee, le sue convinzioni, la sua storia, ma non si può essere, come dire, sfacciati, perché questo compromette inevitabilmente la vostra indipendenza nel momento in cui assumete una decisione, perché voi magari l'avete assunta con la migliore buona coscienza del mondo e facendo riferimento solo ed esclusivamente alla legge, ma ci sarà sempre qualcuno che dirà no, l'ha deciso così perché lui nella vita pensa questo e fa quest'altro. Quindi questo concetto c'era già stato trasmesso, è chiaro che adesso diventa più difficile perché ci sono una serie di mezzi nuovi e diversi. E allora, per esempio, noi ci siamo domandati, ma un account Facebook un magistrato lo può avere o non lo può avere? Oppure, se ce l'ha, che cosa è opportuno o non è opportuno che ci metta? E si tratta di opportunità, si discute di opportunità perché non c'è una norma ovviamente su questo, però noi abbiamo un codice etico e noi abbiamo degli organi di disciplina. Quindi anche riguardo alla collega Apostolico è stata aperta un'azione disciplinare per valutare se quello che lei aveva fatto potesse in qualche modo rientrare, ricadere insomma nelle norme disciplinari, e mi pare che poi la cosa si sia anche chiusa, ma quelli sono gli organi di controllo. La sua decisione va valutata solo in base alla motivazione, a quello che lei ha scritto, che poi ha tenuto in Cassazione. La cosa inquietante tra le varie di quella vicenda è che sui giornali si parlava, su giornali, trasmissioni, eccetera, solo ed esclusivamente della sua vita, ma di quello che lei aveva scritto, e se quello che aveva scritto era corretto o non era corretto, conformemente all'unico suo riferimento, che sono le leggi ordinarie, la Costituzione e le leggi sovranazionali. Se l'erano completamente dimenticato, e quando poi dopo quella motivazione è stata impugnata e attenuta in Cassazione, nessuno l'ha detto. Quindi che lei avesse la maglietta rosa, verde o giallo non c'entrava assolutamente nulla, ed è una cosa molto inquietante. E nel mio ruolo attuale, e che poi è lo stesso del dottor Carlisi, ma io ho fatto il giudice civile prima, insomma ho avuto varie esperienze. Una differenza che ho notato fortissima rispetto al ruolo del giudice civile sicuramente è l'attenzione mediatica anche che c'è. La dottoressa De Francisco e i suoi colleghi sono fuori dalla porta del GIP tutti i giorni. Io negli 8 anni precedenti non avevo mai visto un giornalista, per cui, come dire, la percepisci un pochino di più questa pressione, no? Il fatto che quello che tu scrivi, soprattutto in materia cautelare, il giorno dopo esce sul giornale, e quindi devi mantenere, come dire, anche appunto fare riferimento a tutto quello che ti è stato insegnato, ai principi e alla legge, e decidere solo in base a quello che ti sembra giusto e soprattutto motivabile correttamente. Cioè il faro della nostra giurisdizione, a differenza per esempio degli ordinamenti anglosassoni che vanno tanto di moda, è che noi dobbiamo motivare tutto, e la motivazione, se non ha un aggancio normativo, non sta in piedi. E non sta in piedi vuol dire che il giorno dopo viene impugnata la decisione del GIP, per esempio in materia cautelare, davanti al Tribunale del riesame, che mi riforma. Quindi che io, come dire, la pensi in un modo o in un altro, nel momento in cui c'è qualcuno che sottopone a uno scrutinio attentissimo e immediato la mia motivazione, è irrilevante, non so come dire. Però bisogna essere molto, come dire, attenti a questo, molto scrupolosi nell'avere delle motivazioni puntuali, e non farsi trascinare un po' da quello che è anche il sentiment generale, come dicevate prima. E devo dire che soprattutto, ecco, la funzione di GIP da questo punto di vista, non lo so, ecco, con il pubblico ministero se più o meno, ma è molto esposta. E magari, ecco, da fuori non se ne ha la percezione che anche i giudici appunto hanno funzioni diverse, e queste funzioni hanno una esposizione diversa. E per fortuna però il fatto che siamo una comunità in qualche misura
ci rassicura perché facciamo riferimento, io ho dei colleghi, ho il presidente, se ho un problema anche per esempio rispetto al fatto di volermi astenere o non astenere una causa, faccio riferimento al presidente, gli espongo la mia situazione e lui la valuta. E quindi è in grado di, come dire, non è un mio superiore gerarchico, è un mio collega, ma è un mio collega che ha la funzione di monitorare quello che succede nel tribunale. Tutto questo secondo me ci aiuta moltissimo anche ad assumere le nostre decisioni con il maggior grado di serenità possibile, nonostante, ecco, devo dire, un po' il turbinio che soprattutto nell'ultimo periodo oggettivamente un po' si percepisce. E così avremmo chiuso il primo filone. Quindi io farei tipo il passo indietro di cui dicevo prima. Adesso passerei al tema che ora che ci siamo presenti, che si sono presentati i magistrati, il tema forse più vicino al sentiment, insomma, al modo di sentire della popolazione. Cioè, come funziona dal di dentro la giustizia e perché soprattutto, perché scendiamo proprio, vado alle domande base, alla percezione che fuori si ha dei palazzi di giustizia, perché tante volte la gente resta delusa dall'esito di un'indagine piuttosto che di un processo, dal fatto stesso che un'indagine non parta neppure, possa anche non partire, fermarsi e essere archiviata. Da complice la lente, sono tutti spunti che adesso io lancio a voi, visto che con il valore virtuoso del compromesso in qualche modo il dottor Cordera già si è espresso in tal senso. Comunque vado un po' per dandovi qualche spunto, il problema della lentezza dei processi. Avevo pescato a questo proposito un altro vecchio articolo, perché poi sono i titoli, no, a fare la differenza, nel senso che ti richiamano, ma alcuni contengono dei messaggi che vanno conservati proprio come spunti di riflessione. 2023 è un commento rispetto all'esito di un processo per peculato, uno dei pochi ormai procedimenti che si riesce a portare avanti contro la pubblica amministrazione, dati contro la pubblica amministrazione. Un peculato per il quale era finito nei guai, era finito a processo un consigliere regionale per l'uso improprio dell'auto blu, lui e il suo autista. Dopo 10 anni il consigliere regionale viene assolto e viene assolto anche l'autista. Il commento di questa persona, che era una dipendente della regione, sostanzialmente si sostanziava in questo titolo: i tempi infiniti della giustizia e la dignità dei cittadini, perché così come noi giornalisti sappiamo bene di avere nelle nostre mani la reputazione, quindi va gestita con grande attenzione anche la nostra funzione, abbiamo nelle nostre mani la reputazione e la dignità delle persone, allo stesso modo i giudici, evidentemente i magistrati, cioè il PM e i giudici, gestiscono la libertà e la dignità delle persone, hanno nelle proprie mani la libertà e la dignità delle persone. Bene, osservava questo editorialista: per la soluzione ci sono voluti ben 10 anni, è un tempo più o meno infinito, dice questa persona non verrà mai risarcita, ma dov'è il giusto processo, visto che esiste un articolo, il 111 della Costituzione, insomma, che è un principio costituzionale che lo prevede, non verrà mai risarcito lui, non verrà mai risarcita la sua famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, tante volte, per esempio, la gente pensa alla sanzione come a una vendetta. Mi rivolgo alla procura, mi rivolgo al tribunale perché cerco un giusto risarcimento e cerco vendetta a un torto che ho subito. Partiamo dall'ABC, ecco, perché un'azione penale parte e a che cosa tende? Qual è la finalità della pena? Allora, perché l'azione penale venga a partire è desumibile da quello che abbiamo detto sino adesso, cioè ci sono delle leggi penali che prevedono dei fatti come reati e tutti questi fatti vanno perseguiti, quindi il pubblico ministero deve agire, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e di conseguenza deve procedere con le indagini. Come sapete tutti, ci sono fatti che sono penalmente rilevanti ma procedibili a querela e fatti invece procedibili d'ufficio, questa è la grande distinzione.
Chiaramente quando si tratta di fatti procedibili a querela è la parte che decide se vuole far partire oppure no quel procedimento, e su quello il pubblico ministero se ne sta in disparte, attende di vedere come si determina la parte. Negli altri casi ovviamente il pubblico ministero deve agire. Il fatto che alcune indagini si fermino nella fase delle indagini preliminari, secondo me è una cosa molto giusta, molto equa e molto in linea con tutte le riforme che abbiamo davanti, cioè noi possiamo esercitare l'azione penale quando c'è una ragionevole previsione di condanna, l'ho detto prima. Quindi ecco che anche questo potrebbe creare, diciamo così, uno iato tra quella che è la domanda di giustizia e quella che poi è la risposta già in primis del pubblico ministero, per poi arrivare eventualmente alla risposta del giudice. Non è detto che di fronte a una domanda di giustizia il pubblico ministero, nonostante tutte le capacità, i mezzi, gli strumenti che possa avere a disposizione, tra parentesi, modesti, tra virgolette, e claudicanti in questo momento, deficitari sotto il profilo dell'efficienza e della capacità di incisione, non è detto che il pubblico ministero riesca a raccogliere un quadro di elementi di prova tali da poter poi esprimere un capo di imputazione e esercitare l'azione penale nei modi in cui c'è previsto dalla legge. Questo è un dato che ci impongono le norme. Noi così dobbiamo fare e così facciamo. Chiaramente, per fortuna, tra virgolette, io mi sento fortunata in questo senso. Io sono parte di un procedimento, di un processo, prima di un procedimento e poi di un processo, e questo mi consente di interloquire molto agevolmente con l'altra parte tecnica, che è l'avvocato, che è la mia controparte, ma molto spesso è la mia parte che mi aiuta nel vederci chiaro. Quindi nel mio caso, nel mio modo di approcciare le indagini, molto spesso, se ho a che fare con situazioni di una certa importanza, io mi confronto con la parte tecnica avversaria, perché questo mi consente di archiviare molto più serenamente e eventualmente di approfondire certi argomenti e certi aspetti che mi sono sfuggiti magari, o che magari con il contributo dell'avvocato io riesco ad approfondire. Quindi la mia posizione di parte mi consente questo lavoro, cosa che io faccio sempre, nei casi ovviamente più importanti. Dopodiché anche noi soffriamo il peso della domanda di giustizia, tra virgolette, voglio giustizia. PM, dove sei? Esercita questa azione penale, fallo subito, fallo velocemente, bisogna rispondere, io voglio giustizia. La pretesa di giustizia, tra virgolette, vista talvolta come una pretesa di vendetta. Però attenzione, su questo discorso la pena, perché poi dopo ci proiettiamo sul concetto di pena, no? La domanda di giustizia nel penale si traduce a una richiesta di applicazione di una pena da parte dei giudici. Tu, pubblico ministero, fai le tue belle indagini, esercita l'azione penale, vai a processo, sostieni l'accusa e chiedi la condanna e loro ti devono condannare. Questo in soldoni è quello che ci viene chiesto a noi. La pena è la finalità che si chiede, tant'è che in molti processi, vediamo anche Rigopiano, eccetera, no? Dove i giudici magari hanno deciso in maniera non rispondente alle pretese, no? A Rigopiano mi pare rispetto a 30 e passa imputati sono stati condannati un numero esiguo di imputati. Allora lì com'è possibile una cosa del genere? Questa domanda di giustizia insistente che vediamo anche adesso, talvolta molto, molto prepotente, possiamo dire, rispetto alla quale l'indipendenza dei pubblici ministeri diventa ancora una volta un pilastro fondamentale, perché io non devo, scusate l'espressione, rimettermi a una domanda di giustizia portata avanti fortemente, io devo fare il mio lavoro in base ai principi che vi ho detto prima. Punto, che me lo chieda Tizio, che me lo chieda Caia, che insista 100 volte davanti alla mia porta, cosa che succede, o che non si faccia mai vedere. Per me sono uguali, identici. E se ho bisogno di aiuto io lo chiedo alla parte tecnica, che sono gli avvocati. Allora, questa domanda imperativa talvolta di giustizia, che significa domanda di pena, portami ad una pena
portami davanti a un giudice che applichi una pena severa a questo qua, perché questo alla fine è quello che ci si chiede. Ecco, domandiamoci, questa pena, vi ricordate cos'è la pena? Che funzione ha la pena nel nostro ordinamento giuridico? È una sanzione o è una vendetta? È giusto dirlo così? Oppure è una retribuzione? Andiamo indietro nei tempi universitari, no? I concetti generali sulla pena. Fatto sta che possiamo analizzarla in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue sfaccettature, e vi assicuro che mi sono ripresa in mano le questioni per vedere qua, non mi ricordavo neppure io tutte le sfaccettature di questo concetto di pena, perché si parla di pena come con la funzione retributiva afflittiva, che probabilmente sappiamo tutti quale sia. Parliamo di pena con la funzione di prevenzione speciale, prevenzione generale. Parliamo di pena, aspettate che ve le dico tutte perché è incredibile pensarle così, però di fatto è questa la cosa: retributiva, preventiva, quindi generale e speciale, la pena come funzione propositiva. Sono convinta che neanche i giuristi sappiano che cosa voglia dire. Vuol dire che ha una funzione etica, cioè deve dare le indicazioni di comportamenti socialmente corretti, propositivi. Funzione di emenda, potremmo intuirla, cioè funzione di riabilitazione del soggetto, che significa rieducazione e reinserimento sociale. Vediamo ancora che cosa. Funzione difensiva e social preventiva. Non deve punire o vendicarsi, ma deve regolare la società. Quindi attraverso la pena regolare la società. Tutte queste tesi sono un po' criticabili da una parte e dall'altra. Diciamo che la funzione che ricordiamo tutti sempre è la funzione afflittiva, retributiva afflittiva, no? Tu hai fatto un male e quindi lo Stato, attraverso le leggi penali e gli organi della giustizia, ti infligge un male pari e opposto che faccia riaffiorare il diritto leso. Questa è la funzione retributiva afflittiva della pena. Nella Costituzione, rispetto a tutte queste funzioni che ha la pena, quali sono le funzioni che vengono riprese? Perché a un certo punto chiediamoci, no? In base alla nostra Carta Costituzionale, qual è la funzione della pena? Allora sappiamo anche noi, pubblici ministeri, e voi giudici, come dobbiamo comportarci di fronte alla pena. Noi di fronte a una domanda di giustizia, loro anche di fronte a una domanda di giustizia, applicando poi la pena. Nella Costituzione la funzione più importante della pena, che tutti i giuristi hanno sempre riconosciuto, quella retributiva afflittiva, male uguale che riequilibri il diritto leso e lo faccia riemergere, che poi significa vendetta legale in senso tecnico. Quindi la pena, secondo la funzione retributiva afflittiva, è una vendetta legale. Occhio per occhio, dente per dente, perché mi deve rifar affiorare il diritto leso. Questo lo dicono i giuristi. La Costituzione cosa ci dice? Parla di funzione retributiva afflittiva della pena? No. Parla di funzione rieducativa. Bravo, la cosiddetta emenda. L'articolo 27 dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Tendere. Cosa vorrà mai dire tendere? Non è detto, no? Tendere vuol dire che l'obiettivo della rieducazione non è imposto in via assoluta. Non deve essere sempre l'obiettivo assoluto a cui la pena deve ambire. Deve tendere, cioè laddove risulta che praticamente la partita è persa, mettiamocela in tasca, la pena deve punire, non rieducare, perché se non ha possibilità di rieducare non deve rieducare. Questo significa tendere a rieducare. La Costituzione, articolo 27, quindi prevede la funzione rieducativa della pena. Però tutti quanti, i giuristi, facendo leva sul principio di colpevolezza, che sappiamo che appunto nessuno può essere punito se non è colpevole, eccetera, il principio di umanizzazione della pena, non possono essere trattamenti contro l'umanità, eccetera, eccetera, il divieto di applicare pene esemplari, da tutto questo si desume implicitamente la funzione retributiva afflittiva, ok?
Quindi questa è sicuramente una funzione che anche dalla Costituzione si evince nella pena. Allora si dice, per esempio, la pena è tutto questo, un insieme di tutte queste cose. Può essere nella fase edittale, quando noi pensiamo alla pena edittale, il furto è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni a 4 anni, quello che è, non lo so neanche. Nella fase editale la pena è minacciata e quindi ha questa funzione di prevenzione, no? Occhio, se fai una cosa del genere ti capita questo. Nella fase giudiziale ha sicuramente una funzione retributiva afflittiva, cioè ripristinare il diritto leso applicando una forza contraria, diciamo, che un tempo si diceva un male, infliggere un male contrario, adesso si dice dare una diminuzione nel patrimonio giuridico dell'imputato, perché ormai la pena ha diverse sfaccettature, non sempre significa carcere, detenzione, ma significa molto di altro. Nella fase esecutiva la pena ha sicuramente anche una funzione rieducativa, di reinserimento sociale, no? Quindi tutto questo è la pena, non possiamo dimenticarci di questi aspetti complessi della pena. Quindi quando da noi arriva il cittadino che di fronte a un fatto grave, io penso a un omicidio, penso a una violenza sessuale nei confronti di un bambino, quindi un abuso sessuale, dove io mi trovo i genitori davanti a me che fanno una denuncia e chiedono giustizia, quella domanda di giustizia è una domanda di una pena con funzione afflittiva retributiva. Sanzione / vendetta legale però, quella prevista dal legislatore. Ed è giusto avere quell'obiettivo. Fondamentale, è il nostro dovere ed è anche giusto. Quindi la pena deve essere ambita in questa direzione, nei casi in cui la legge ci consente di andare avanti. Quindi proprio anche in questo senso, dal mio punto di vista, il pubblico ministero fa bene il suo lavoro nel momento in cui agisce sempre paritariamente in tutte le situazioni nell'applicazione della legge penale in tutti i casi. Ascolta le parti, acquisisce il materiale probatorio il più possibile completo e poi si fa valere davanti ai giudici. La lunghezza dei processi, che è un tema su cui tanto si discute, è, diciamo, il bello e il brutto del nostro sistema. È sicuramente il brutto, perché è brutto arrivare tardi a una soluzione, molto brutto. Fermo restando che ci sono molti reati che hanno delle priorità adesso, attenzione, ci sono molti reati che hanno delle trattazioni prioritarie a partire dalle indagini preliminari che devono andare avanti come treni sparati davanti ai giudici che a loro volta devono organizzare le udienze per trattarli prima di altri, quindi anche questo va tenuto presente. Ma cosa stavo dicendo? La lunghezza. La lunghezza. È il male quello di arrivare tardi, ovviamente, anche perché ormai purtroppo soffriamo questo impatto delle cronache, della necessità di dare informazioni, che è un diritto altrettanto garantito, per l'amor del cielo. Anche in procura si vive fortemente questo aspetto. È giusto dare notizie sui fatti di rilevanza sociale, ce lo chiedono e ce lo impongono anche le norme a garanzia di altri diritti. Però quello che scontiamo è questo populismo penale, nel senso del processo penale giornalisticamente parlato, non quello che si parla e si fa nelle aule. Questo è il problema, perché adesso sta diventando sempre più pregnante dare risalto all'indagato, all'indiziato, prima ancora che diventi indagato, a quello che fa l'attività del pubblico ministero, le misure cautelari, eccetera. Va bene, però lo stesso metodo dovrebbe essere usato sulle sentenze finali, cioè dare lo stesso risalto di come la vicenda realmente va a finire. Allora c'è sicuramente un equilibrio dal punto di vista dell'informazione. Ma la lunghezza dei nostri processi è dovuta anche a un sistema processuale penale sicuramente articolato, garantista, strutturato, con tanti passaggi che danno
la possibilità di garantire il più possibile l'indagato, di far fare alle parti, l'indagato imputato, di far fare alle parti bene il loro mestiere, di offrire al giudice il più possibile una situazione che corrisponda ad una verità. Sempre che, dovete saperlo, la verità è quella processuale, non è mai quella realistica. Però più noi riusciamo a lavorare, più avviciniamo la verità processuale alla verità reale. Questo richiede un tempo. Questo richiede tempo. Cioè, se vogliamo andare veloci, possiamo andare veloci, però il risultato potrebbe essere più lontano rispetto alla realtà. E questo è il problema, no? Contemperare l'esigenza di un processo equo, perfetto, il più possibile garantista, il più possibile completo, con la velocità. Questo è quello che scontiamo noi, tutti quanti, noi pubblici ministeri e i loro giudici. È un male che soffriamo noi per primi, perché non è bello arrivare a una sentenza di condanna o di assoluzione dopo tanto tempo. Sarebbe bello arrivarci subito, anche perché è più efficace, più immediata, più esempio, più deterrente e più tutto. Però il sistema ci prevede un percorso che viene imposto normativamente, che può essere anche perfetto, ma che richiede i suoi tempi. Stavo facendo una riflessione, due riflessioni anzi, una rispetto il senso della pena che tende alla rieducazione del soggetto e che però confligge spesso con la prassi o la quasi prassi del legislatore che è portato ad assecondare la pancia del cittadino, della gente, e quindi ad aumentare le pene, ritenendo che questo possa fare da deterrente al criminale o al delinquente, cosa che sappiamo benissimo non succedere in maniera, non quantomeno in maniera automatica, e che in questo modo finisce per alimentare quel animus forcaiolo che c'è nella nostra società. E a questo proposito, visto che vedo in sala il collega della RAI e gli avvocati di parte civile di un processo per omicidio volontario che si è chiuso recentemente un paio d'anni fa, come comunicatori delle vicende giudiziarie, poi pongo una domanda ai giudici rispetto a questo cortocircuito, perché noi ce la mettiamo tutta quando abbiamo le possibilità per farlo. Una donna, una moglie, viene accoltellata e uccisa dal marito. Lui, i colpi inferti sono oltre 70, mi pare, ecco, oltre 70 colpi inferti, quindi viene contestata la crudeltà. Vado un po' a memoria perché non me lo... Viene contestata la crudeltà. La Corte d'Assise di Udine condanna sì, ma non condanna all'ergastolo perché appunto non riconosce l'aggravante della crudeltà e quindi mi pare che si fermi a 23-24 anni. C'è stato un moto di sdegno da parte dell'opinione pubblica, a cominciare da tutte le amiche e gli amici della donna uccisa, che non ha trovato pace. Ma la cosa grave è che non ha trovato pace neanche nel momento in cui, depositata la motivazione, la stampa, in particolare parlo per me perché mi ricordo di averlo scritto io, ha inteso spiegare alla popolazione il motivo per cui il giudice, anzi la Corte d'Assise, ha ritenuto di non rivenire gli estremi per riconoscere l'aggravante della crudeltà. Il risultato è stato addirittura controproducente, perché anziché cercare cioè il nostro obiettivo era quello di spiegare una completezza dell'informazione. Abbiamo ricevuto invece come risposta una lettera sdegnata dalla migliore amica della donna uccisa, che ci ha chiesto quale fosse il senso di tornare sull'argomento con tanta, quasi che fossimo come siamo definiti, degli avvoltoi che ritornano sul cadavere e lo sbranano, quando invece la finalità era evidentemente un'altra, era quella di spiegare. Allora, se già noi viviamo questa situazione, per quanto insomma cerchiamo di in qualche modo manovrarla, no? Di gestirla, io mi chiedo, i giudici che non partecipano ai contraddittori,
non partecipino ai talk, non hanno la possibilità, per tutto quello che si è detto fino adesso, di comunicare, di scendere in campo, di essere una voce che spiega a sua volta le ragioni della motivazione, se non che per iscritto, no? Con il deposito delle sentenze. Uno, come vivono questa situazione leggendola dai giornali, e due, se pensano che esista una soluzione, se non sia il caso, mi pare che abbia fatto la Corte Costituzionale, di dotarsi, non dico di un ufficio stampa, ma di un ufficio che comunichi, spieghi e interpreti le decisioni che vengono di volta in volta prese, o quantomeno le più contraddittorie, diciamo, le più controverse, non contraddittorie. Potrei dire io una cosa che che l'ANM comunque si è, proprio con quest'ultima delibera, adottata anche, si è prefissata di organizzare un ufficio stampa rappresentativa ANM e per comunicare, iniziando insomma con queste attività con diciamo, attività, incontri come quello odierno. Il problema fondamentale però è che è quello dell'individuazione di un diciamo, piano comune, un livello comune di interlocuzione, perché è chiaro che in ogni caso anche l'ufficio stampa dell'ANM non potrà mai entrare in una polemica giornalistica e porsi, quindi ribattere a un titolo di giornale magari scomposto con toni analoghi. Sarà chiaramente, dovrà limitarsi a dei comunicati, a delle indicazioni in modo comunque equilibrate, a favorire incontri di questo genere, però chiaramente dovrà sempre avere o nell'uditorio o negli interlocutori che possono intermediare, quindi nel giornalismo, nei giornalisti e nei giornali e nelle TV, insomma in tutti i media, un interlocutore che si riesca a porre nello stesso livello e a mediare anche con l'uditorio. Se chiaramente il livello non c'è una comunione di argomenti e di toni, diventa effettivamente difficile, perché sarà sempre sconfitta la comunicazione moderata rispetto a una comunicazione gridata che va a poi solidificare quelli che sono gli istinti più elementari della gente, del comune, che chiaramente vuole più il sangue che Allora, il tema della giurisdizione e comunicazione è un tema relativamente nuovo, e non ci sono norme primarie che regolano il rapporto tra giurisdizione e comunicazione, al di là dei profili disciplinari, penali, non sto parlando, quindi vorrei una sorta di actio finium regundorum di quello che sto dicendo, cioè non mi occupo dei singoli magistrati che comunicano, cioè che decidono in base alla loro sensibilità di andare a parlare al di là dei provvedimenti che emettono, ok? Perché quello è un canale, un modello che ha le sue eventuali sanzioni. Perché c'è la diffamazione, c'è l'ingiuria, la calunnia e via dicendo. E quindi il tema già citato del codice etico, del disciplinare, eccetera. Però il tema della giurisdizione e comunicazione non ha norme primarie, se non una, che è l'articolo 1, gli articoli 1 e 2 del DL del 2006, quello sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, cioè le norme dell'ordinamento giudiziario, che dicono semplicemente, non si occupano di comunicazione, ma è per derivazione, dicono che gli uffici giudiziari sono retti da un capo dell'ufficio e da un dirigente amministrativo, se c'è. Non c'è. Dopo magari un minimo sulle risorse, lì giocherò in difesa. Dicevo che aspetta al capo dell'ufficio la rappresentanza verso l'esterno. Comunicazione, dare anche la radice koinos greca, o comune latino, è cum funzione, con una funzione pubblica. Quindi comunicare vuol dire rendere un bene comune la divulgazione all'esterno. E quindi articolo 1 e 2, il capo dell'ufficio, nel caso purtroppo il sottoscritto, ha la rappresentanza esterna. Quindi in teoria, in base alle norme primarie,
colui che può comunicare all'esterno, al di là dei provvedimenti, è il capo dell'ufficio, con l'aiuto, con il dirigente, se c'è, che gli organizza le risorse. Poche. Nessuno. Ecco, al di là di queste norme, tutto il resto, il panorama è della cosiddetta soft law, cioè linee guida. Ti suggerisco di fare così. E è una congerie di linee guida di matrice europea, cioè quindi il Consiglio di Giustizia dei giudici europei, il Comitato dei Ministri, la famosa CEPEI, e tutte sigle, ENCI, il comitato che unisce tutti i consigli superiori della magistratura. A me è capitato di essere proprio nel board di questo comitato, quello che riunisce i consigli di giustizia, in cui si vengono, cioè non sto banalizzando perché in fondo vi interessa poco, però voglio dire, ci sono grandi riflessioni dietro. Cioè, io ricordo, siamo andati in Turchia a parlare con i giudici turchi che, insomma, sul problema della democrazia, indipendenza, imparzialità, però non scrivetelo che poi magari la comunità turca qui è una battuta, scusatemi. Allora, per dire che non sono linee guida buttate lì, sono frutto di riflessioni e di compromessi, perché ovviamente ogni nazione europea ha il suo ordinamento. Bene, ci sono una congerie di norme incredibili in cui si passa tra un essere e dover essere, cioè l'essere concreto della comunicazione e il dover essere della comunicazione, che è un'utopia. Lì ci sono tutte linee guida in cui si dice il giudice singolo non dovrebbe parlare mai del processo che sta trattando o che ha trattato. Coloro che hanno in mano potrebbero avere in mano la comunicazione sono il Consiglio Superiore della Magistratura, il Tribunale, gli uffici, e negli uffici devono essere organizzati o il cosiddetto URP, che già ti viene Ufficio Relazioni col Pubblico, che sembra qualcosa di come dopo la cosa di Caporetto in cui c'erano prima i generali che dicevano le mitragliatrici devono avere un fuoco eccezionale, cioè poi non sai se hai le mitragliatrici, ma intanto devono averlo, e così l'URP, Ufficio Relazioni col Pubblico. O altrimenti in via gradata uno staff, perché per dire anche il Tribunale di Giudice, seppur recentemente, ma proprio perché in virtù di riflessioni di questo tipo ho organizzato lo staff per la comunicazione e per la trasparenza, perché così abbiamo mai citato il termine della trasparenza, che è fondamentale. Bene, allora tutto per dire che dietro ci sono una serie di riflessioni su linee guida in cui si dice sobrietà, oggettività, verità. Cioè l'idea è che il giudice deve comunicare, non più ma meglio se non comunica. Il passo è enorme, dovete capire che è stata una rivoluzione. Oggi tutto è comunicazione e la comunicazione è tutto, purtroppo. E quindi anche il giudice, perché non si può volere il giudice indipendente nella torre burnea, però poi anche quello che dialoga, che è in grado di capire e cogliere la sensibilità della cittadinanza. L'abbiamo fatto uscire dalla torre burnea e allora dobbiamo pagare il prezzo del fatto di aver fatto uscire il giudice dalla torre burnea. E allora è un giudice che comunica e può sbagliare perché non ha la formazione apposta. Linee guida dicono nei vari tribunali dovrebbero essere organizzate le risorse e anche addirittura esterne con giornalisti professionisti che vengono ad aiutare, perché in fondo io, la dottoressa Danello, abbiamo studiato comunicazione? No, assolutamente no, siamo assolutamente, almeno io, autodidatta, quindi occorre avere una sensibilità che anche questa è tecnica ormai, perché come dicevo la comunicazione tutto è tutto comunicazione, per cui le regole ci sono, è difficile farle, però è come dicevo un po' prima, cioè, allora, il nostro solito caro amico Montesquieu ha scritto un bellissimo romanzo, Lettere persiane. Nelle lettere persiane il protagonista è un persiano barbaro, perché li consideravano barbari fin dai greci, barbaro che dà uno sguardo all'Occidente, a com'era l'Occidente. Ecco il segreto, un segreto difficilissimo, io non lo riesco mai a fare, è mettersi dal punto di vista degli altri.
E allora, quando si parla di pena, allora intanto io distinguerei una cosa: dobbiamo fare uno sforzo tutti. Cioè, se il mio vicino mi sposta i paletti dei confini e me li mette 1 metro più verso il mio confine, è Dio mio. Dovrò cercare di avere un'idea della giustizia proporzionata al fatto. Se ammazzano mio figlio per strada perché sono guido ubriaco e guido sotto stupefacenti, ma Dio mio, è diverso la domanda di giustizia. E allora bisogna porsi dal punto di vista di chi subisce questi eventi, ma con gran salis, con proporzione. Cioè, non tutto è domanda di giustizia che devo risolvere, come dicevo prima, la potenza dei numeri, ma qui è anche la potenza dei valori, cioè di che cosa è in gioco. Ma questo è un problema anche proprio di istruzione, cioè sapere il giudizio di proporzionalità, il giudizio di priorità, sono delle categorie difficilissime perché ognuno ha il proprio egoismo. È quello che dicevo Montesquieu, bisogna mettersi dalla parte dell'altro. E allora la parte civile, quando non siamo di fronte a cose gravissime come quelle che ho cercato stupidamente di indicare, Dio mio, allora mettiamoci dalla parte dell'imputato. E allora, se il test non viene chiamato, un test fondamentale non viene e dobbiamo rinviare. E il processo va per le lunghe. E la notifica, il giudice, Dio mio, la notifica non è stata fatta correttamente. Ma preferiamo invece che non ci sia un problema mai di notifica? Cioè che, vabbè, non sappiamo se questo signore sa che c'è il processo nei suoi confronti, ma chi se ne frega, non importa. O il test non è venuto, ma il giudice decide lo stesso, anche senza test. Questo vogliamo. Se vogliamo questo, allora abbiamo diritto al processo veloce. Oggi il nostro paese, il nostro mondo è, come diceva Emilio Gentile nel Capo e la Folla, ve lo consiglio, è una democrazia recitativa e anche vige il pensiero corto. Ecco, il pensiero corto attuale è il contrario della giurisdizione. La giurisdizione non ha bisogno della riflessione, occorre tempo per riflettere. Recuperiamo questa cosa, diciamolo in giro, i giovani devono recuperare questo tema, ma anche all'università. Recuperiamo il tempo della riflessione, non può essere tutto veloce. C'è già abbastanza velocità attorno a noi. Recuperiamo l'idea del contro il pensiero corto. E allora se il giudice ha bisogno di riflettere, ci vuole tempo. Poi, come dicevo, mettendoci come Montesquieu dall'altro punto di vista, io capisco che alcune cose sono incomprensibili. Allora occorre spiegarle. Occorre spiegarle con termini accessibili. È come fare quando traduciamo un testo dall'inglese. Occorre modificare le parole. C'era un testo di un nostro ex collega, Elvio Fassone, che ha scritto sul tema della comunicazione e ha fatto un esempio bellissimo, quello della formula del giuramento. Avete presente quando i giudici dicono dico giuro? Questo è il mai capitato testimone che si sente dire queste parole velocissime e anche astruse, cioè quasi incomprensibili. Ma perché allora dire guardi, signor Paolo Rossi, che è molto importante prestare giuramento, è molto importante dare una testimonianza vera e lei lo sa che se per caso dice il falso ci sono delle sanzioni. Ecco, miracolosamente questo malcapitato che si è sentito arrivare questo dicalo giuro, magari riesce a ecco un esempio, un fatterello, banalissimo un esempio, però è questo un po' il tema. Il tema è quello di mettersi dall'altro punto di vista, il criterio della proporzionalità. Tutto questo, ben sapendo, e qua gioco in difesa, poi mi chiudo, se no andiamo, mi fermo qua. Anch'io volevo dire una cosa. Perché dopo apriamo le dighe. Sì. Io 2 cose al volo volevo dire, che intanto appunto se il nostro sistema si basa sulla motivazione, noi dobbiamo cercare di scrivere delle motivazioni forse più comprensibili, perché a volte ci annodiamo su noi stessi e questo è un processo che inizia all'università e non finisce mai più.
cominciamo a scrivere in giuridichese e non si sa perché ci sembra più bello, invece no, dobbiamo scrivere in italiano, però poi una volta che io ho scritto la motivazione, tutti i giornali, cittadini, giornalisti devono leggere la mia motivazione, perché se no li fanno magari, come dire, viene fuori notizie, cose su 4 righe di dispositivo, poi la motivazione nessuno la legge e ci si scanna sul fatto che ho dato 5 anni invece di 27. Ma se non leggi perché glieli ho dati è tutto inutile e il sistema è tutto incentrato su quello. Quindi sforzo noi a scrivere in maniera comprensibile, ma sforzo di tutti ad andarla a leggere. Una volta che tu l'hai letta e che mi dici che non ti torna, che non è coerente, che non è logico, ok, ci sono i rimedi appositi, ma se no si discute sul nulla. E purtroppo devo dire che spesso la comunicazione viene fatta in materia penale, ma insomma anche, cioè, solo sui dispositivi che ovviamente lasciano il tempo che trovano perché non dicono nulla. Cosa numero 1, cosa numero 2, su quello che diceva il Presidente sulla formula del giuramento, anche il legislatore forse dovrebbe stare un po' attento. Io per esempio mi trovo a fare gli interrogatori con gli arrestati, insomma, la Cartabia prevede 3 paginate di avvisi sulle elezioni di domicilio, la scelta del difensore, cioè delle cose che anche una persona molto, come dire, studiata avrebbe difficoltà a capire, che io devo trasmettere a un povero imputato che tendenzialmente è alloglotta e spesso anche con, insomma, un grado di istruzione molto basso, e io gli traduco in: per favore mi dice dove vuole ricevere le comunicazioni relativamente a questo procedimento? E ci mettiamo d'accordo così. Lui forse capisce quello che io gli sto chiedendo, però io di fatto sto facendo una cosa scorretta, perché io gli dovrei leggere 3 pagine di una cosa incomprensibile. Quindi, come dire, lo so che sto sparando molto alto, ecco, però è un problema. Non essere autoreferenziali, bisogna scendere dal piedistallo del tecnicismo. No, però dico, noi lo facciamo, tra virgolette, a nostro rischio. Quando lo facciamo, di fatto stiamo facendo una cosa scorretta formalmente. Non sono nel merito, però bisogna anche lì fare da filtro. Cioè è evidente che chi è vicino al processo ha delle reazioni che vengono dall'anima e quindi sono anche non accettabili, ma proprio comprensibili e inevitabili, direi. È l'insieme di chi è lontano dal processo che dovrebbe, attraverso, ripeto, anche una nostra opera di discesa del piedistallo e di parlare in modo più comprensibile. Non è facile perché non siamo preparati a farlo. Devo dire che, come dicevo prima, l'esempio dell'omicidio tante volte non basta, tu almeno ci provi, lo spieghi. C'è stato un altro caso che ha fatto il giro d'Italia. È sempre un omicidio, sempre un femminicidio, e il ragazzo che poi alla fine è stato condannato, sì, ma poi dopo la conferma in secondo grado si è tolto la vita, al quale, dopo essere stato arrestato Mazzega, dopo essere stato arrestato Rio Confesso, il riesame di Trieste ha concesso gli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. E siccome da qui si è scatenato un movimento politico e sociale che ha portato a marciare su Roma, ma anche se in altri tempi, e abbiamo aspettato che il riesame depositasse la motivazione e l'abbiamo argomentata. Ha sortito l'effetto contrario di alimentare ulteriormente, perché non siamo abituati, non abbiamo siamo ideologizzati e poi soprattutto abbiamo, appunto, come non facciamo quello che ci ha insegnato Montesquieu, non ci mettiamo mai dall'altra parte, restiamo dalla nostra parte, dimenticando che i giudici, se tu hai un giudice non libero, poi ti conviene essere dalla parte giusta, perché altrimenti se sei dalla parte sbagliata sei spacciato, sei condannato senza regole. Allora lì non è più un problema di comunicazione, è un problema di sostanza. Difficile, ma io infatti per quello che dico che sono i ragazzi che sono qui la nostra speranza. Adesso io sono più vecchio di tutti, quindi non ho problema, ma quindi non è tanto, le nostre generazioni ormai sono in parti quasi contrapposte, sono litigiose quindi sono loro che devono portare messaggi, speriamo, diversi, insomma. In tema di comunicazione ci tenevo solo a precisare che invece per le procure c'è proprio una disposizione normativa, il decreto legislativo 206 del 2006, che prevede proprio esattamente come deve essere fatta la comunicazione, che sia un bene, che sia un male, però di fatto questa è disposizione di legge. La comunicazione delle informazioni
che possono uscire dalla Procura della Repubblica spetta esclusivamente al Procuratore della Repubblica, salvo che lui non deleghi una persona, diciamo così. Però non basta, nel senso che è disciplinata anche nel contenuto nel nostro caso, Certo. perché si prevede che può avvenire esclusivamente tramite comunicati ufficiali, quindi comunicati stampa ufficiali. Il nostro procuratore scrive proprio il comunicato stampa e lo trasferisce agli organi di informazione, oppure tramite conferenza stampa nei casi di particolare rilevanza. Quindi è molto blindata la possibilità per la Procura della Repubblica di parlare con l'esterno. Noi sostituti non possiamo parlarne. Cioè parla sempre solo il procuratore, ed è un illecito disciplinare se per caso dovessimo parlare e dire qualcosa alla stampa, può parlare solo il procuratore della Repubblica in queste due forme e peraltro non deve fare riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento, addirittura questo è previsto. Quindi quando parla e dà la notizia di un omicidio piuttosto che dei casi eclatanti, non dovrebbe fare riferimento al titolare dell'inchiesta. E la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Ed è previsto che devono essere frasi chiare, in cui il procedimento deve essere indicato il procedimento in cui pende appunto il caso, in modo tale da assicurare il diritto della persona sottoposta a indagini e poi dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando appunto la colpevolezza è stata accertata. Quindi deve sempre dire esattamente: siamo in fase di indagini preliminari, non so, è appena avviata l'inchiesta, attenzione, si potrebbe fare di tutto e di più. Cioè tutto deve essere contestualizzato e garantito e veicolato. C'è un po' più di gerarchia rispetto a... Per la Procura è proprio tassativamente previsto, perché la Procura è un organo che è ordinato gerarchicamente, quindi c'è il procuratore capo che è per noi il vero capo. Sì. Detto che se fosse un incontro anche aperto ai giornalisti interverrei, ma adesso non faccio perdere neanche tempo, perché questo qui è l'inasprimento del passaggio infatti l'attuazione, il passaggio attuativo della direttiva europea sulla presunzione di innocenza, che insomma pone dei paletti pesantissimi alla categoria dei giornalisti, insomma, vabbè, ma questa è un'altra storia. Per chiudere, terzo e ultimo filone, dicevamo apriamo le dighe, ma perché? Perché avevamo pensato di raccontare anche il magistrato com'è come persona, ma su questo in qualche modo a qualcosa abbiamo accennato, il magistrato che fa fatica, insomma, è opportuno o non è opportuno che abbia un profilo Facebook, è opportuno o non è opportuno che vada a cena, a pranzo con il politico, con il pubblico amministratore, con l'imprenditore, insomma, ma in qualche modo ci siamo arrivati. Il magistrato come lavoratore, cioè il magistrato si trova in un ufficio e alle prese con la burocrazia, come accennava la dottoressa Paviotti, e alle prese con una digitalizzazione spinta a fronte di situazioni di carenza, di penuria della stessa carta su cui scrivere, di carenza degli organici, e il sistema giustizia, che è un servizio al pari della sanità, che ha quindi gestisce un budget che è sempre più risicato, sempre più limitato, e ciò nonostante la giustizia che deve rispondere alla domanda, la magistratura che deve rispondere alla domanda di giustizia dei cittadini, che come abbiamo sentito è sempre più insistente. Quali sono le difficoltà con le quali si misura, che comincia il tribunale e la procura? Forse il tribunale? Allora, qui cerco di giocare in difesa, perché è indiscutibile che il servizio giustizia. Allora, intanto, che giudizio potreste dare voi complessivamente alla pubblica amministrazione in Italia? Credo che difficilmente troveremo qualcuno che è soddisfatto della pubblica amministrazione. Uso un sillogismo. Il servizio giustizia fa parte della pubblica amministrazione? Sì. Quindi, parte, la capite anche voi, qual è nel sillogismo. Ora, vorrei anche qui, giocando in difesa, usare, smitizzare una nozione che è quella dell'organizzazione.
siamo in tempi, dopo quelli che abbiamo detto, i vari tempi che abbiamo cercato di descrivere, siamo anche in un tempo in cui c'è a mio avviso, per la mia esperienza, poi magari sbaglio completamente, sono fuori tempo, sono vecchio, non lo so, però c'è una mitizzazione dell'organizzazione, che è anche per i lavoratori una presa in giro, secondo me. Cioè ti dicono, siete in pochi, ma organizzatevi e riuscirete a ottenere tutto quello che ottenevate prima. Questo è un po' il mito. Ed è un mito che secondo me viene dalla cultura anglosassone, la cultura statunitense, l'idea appunto dove c'è l'organizzazione, anche dal punto di vista scientifico, i primi studi vengono da quel mondo. E noi l'abbiamo clamorosamente, come sempre, importato. Peccato che però noi abbiamo un substrato completamente diverso e soprattutto abbiamo meno risorse. Allora, secondo me, per la mia esperienza, questo è un mito che va appunto demitizzato, ossia l'organizzazione è fondamentale, l'efficienza è fondamentale, incide sul PIL, perché ci hanno insegnato che anche il servizio di giustizia è com'è, incide sul PIL, sul benessere dei cittadini, non solo delle loro passioni, della loro anima, dei loro interessi, dei loro affetti, ma anche dal punto di vista economico. E va bene. Tuttavia, se le risorse sono eccessivamente scarse, l'organizzazione non basta più. Questo è il tema fondamentale, che almeno porta la mia esperienza. Tribunale di Udine. Tribunale di Udine, e allora adesso almeno cogliamo questa occasione. No, ma non perché sono tutti i giudici e tutto il personale amministrativo e degli avvocati. Non lo dico per piaggeria, lo dico perché ci credo. Per la prima volta Udine, non so se ve lo ricordate, il Sole 24 Ore, che ha questa graduatoria ormai divenuta famosa delle città dove si vive meglio, per la prima volta nella storia di Udine è balzata in testa, la città in cui ci sarebbe la migliore qualità di vita. Poi magari qualcuno, appunto, è quello per la potenza dei numeri, ricordate, non la mia causa, non la mia situazione, che magari è disastrosa. Complessivamente Udine è balzato in testa. Il Sole 24 Ore, nel suo articolo in cui annunciava questo, metteva perché è primo Udine, giustizia, welfare, adesso non mi ricordo, terziario, non mi ricordo, giustizia per primo, ho detto, Dio mio. E questi sono i numeri. Infatti i numeri sono questi. Tenete conto che noi siamo bersagliati, accerchiati dal PNRR. Io quando sono entrato in magistratura non esisteva neanche la durata ragionevole del processo, era una cosa vergognosa, quindi i passi in avanti sono stati enormi, perché c'erano colleghi che lasciavano lì le famose riserve, cioè quando il giudice diceva devo sciogliere la riserva per stabilire se ammetto dei testi o no, e le lasciavano lì, perché tanto non c'era nessuno che controllava. Quello era il vero scandalo. Poi però abbiamo chiesto troppo, forse, secondo me. Comunque, abbiamo il PNRR, quindi abbiamo dei numeri, dobbiamo guardare, fare un sacco di cose burocratiche. Parlavamo prima con la professoressa della burocrazia che ci sta asfissiando tutti, anche chi lavora. Insomma, il Tribunale di Udine, stando ai processi validi ai fini del PNRR, cioè per ridurre i tempi, hanno c'è una disposition time, cioè la previsione del tempo di durata dei processi, tempi medi di durata dei processi, ancora una volta medi. Il mio può essere lungo, cioè non è quello dei polli di Renzo, cioè, chiaro? Allora, è penale complessivamente, GIP e dibattimento penale, cioè quando sono i processi davanti alla Corte d'Assise, al collegio, sono 160 giorni,2. Ma volete lamentarvi? Cioè 160,2. Poi Paolo Rossi ha il suo processo che dura invece 450 giorni e si incazza. Però questi sono i numeri e non sono numeri falsi, non li facciamo noi perché non siamo i controllori dei controllati, ce li fa il Ministero, il Consiglio Superiore, l'Europa, li controllano fino a Bruxelles questi numeri. Nel 2019 erano 173 giorni, prima della pandemia.
nel 2022 222. Perché? Perché c'era stata la pandemia. Adesso siamo addirittura tornati migliori del 2019. Straordinario, straordinario. Nel civile abbiamo un disposition time un po' più lungo, perché le cause civili sono molte di più, o comunque insomma hanno le regole che portano a questi dati, e cioè 379. Non fai a tempo di fare 2 compleanni e hai finito il processo. Sempre in media però la potenza dei numeri. Poi non vi parlo degli arretrati perché sono veramente risibili, sempre quelli del PNRR. Questo cosa voglio dire? Voglio dire che casualmente questo torno di tempo le cose sono andate bene, ma è anche il Tribunale di Udine, questo infatti non l'ho voluto fare a caso la creazione di questo staff sul monitoraggio della trasparenza e sulla comunicazione, perché io ho ansia comunicativa nei confronti della cittadinanza, della collettività di questo territorio, è che è finito il tempo delle vacche grasse. Abbiamo -7 giudici, nel 2019 avevamo 36 giudici, organico 36, oggi siamo a -7. Personale amministrativo. Personale amministrativo non è un accessorio del servizio giustizia, non è il servente lì che ci fa il maggiordomo del servizio giustizia che se c'è bene, se non c'è non importa. È fondamentale tanto quanto il giudice. Se non c'è il cancelliere che dà esecuzione a quella sentenza, la mamma che ha perso il bambino in un incidente stradale perché quello era ubriaco, non ottiene la vendetta legale. Non so non basta il giudice, non basta la motivazione della sentenza, quello riguarda la comunicazione, poi bisogna eseguirla, ci vogliono persone che danno esecuzione. Le notifiche, se io non ho qualcuno che esegue le notifiche, polizia giudiziaria, non entro nel PM, non l'ho mai fatto e quindi non ne so nulla, quindi questo è fondamentale quanto il giudice, quindi non è una cosa minimale, de minimis. Ecco, il Tribunale di Udine, personale a tempo indeterminato, -45%. Attualmente e da anni, cioè è cresciuta, siamo passati, faccia conto, prima della pandemia al 32-33, pensionamenti continui, la gente poi è subissata dalla telematizzazione, dalla digitalizzazione sacrosanta, ma abbiamo personale che ha una media di età di 55-65 anni, dai 55 ai 65, e comunque, quindi è stato un decremento costante. Oggi siamo al -45, personale a tempo indeterminato, personale a tempo determinato, i famosi addetti all'ufficio per il processo del PNRR e gli operatori amministrativi sono -55%. Personale dell'UNEP, per voi è come UNEP, sono gli ufficiali giudiziari, quelli che danno poi anche la seconda fase, quella concreta dell'esecuzione, che adesso magari spero di non urtare la sensibilità, ma insomma quelli che vanno a eseguire gli sfratti, quelli che vanno a fare i pignoramenti. Capisco che insomma il debito è una questione problematica, però anche lì siamo a -62%. -62%. Allora, ditemi, andiamo tutti, oggi, andiamo alla Danieli. Andiamo lì, andiamo dal come si chiama, il CEO, il CEO, il manager, e diciamo, bene, adesso tu devi produrre, cosa fa la Danieli? Acciaio? Produci questi chili o tonnellate di acciaio, ma ti leviamo il 45% di operai e amministrativi. Organizzati. Questo è il problema. Allora, se io fossi fisiologicamente in un tribunale in cui c'è una mancanza del 10-20%, allora sì, avreste diritto a dirmi: ma Dio mio, organizzati meglio, falli lavorare di più. Ma non è così, siamo al più del doppio. E questo bisogna dirlo, dal 92 al 2018 hanno fatto concorsi per far entrare personale amministrativo. Ma voi credete, io poi mi sento anche a disagio,
Perché non è che all'università stanno meglio quelle pubbliche, non è che alla medicina pubblica stanno meglio, è questo, ho iniziato a dire il sillogismo. Quindi questi sono i numeri, e quindi se tu hai pressappoco una persona su due, il processo è lento, è più lungo, inevitabilmente. Cioè, questo che voglio far capire. E il Tribunale di Udine, nonostante tutto, con un'abnegazione di tutti i magistrati e di tutto il personale amministrativo, che più che meno, come in tutti i settori della vita, fa il suo dovere. Però queste mancanze ci sono. E allora torniamo a Montesquieu, occorre mettersi dalla parte degli altri punti di vista e adattarsi. E allora io mi devo adattare se il mio vicino mi sposta i confini. Magari faccio fatica o non mi adatto se mi ammazzano il figlio. Il problema della proporzionalità e dei valori è fondamentale. Comunque questi sono i numeri. Questi sfido chiunque di voi a venire al mio posto e organizzare. Meglio in procura, Ecco, evidentemente. allora, tutto quello che è stato detto dal Presidente che riguarda la parte giudicante può essere mutuata e presa anche per la procura, forse con una peculiarità in più. Allora, anche noi siamo sotto organico dal punto di vista dei magistrati, su 16 siamo in 14, quindi -2. Il personale amministrativo fino a un po' di tempo fa aveva copertura del 36%, ma adesso secondo me siamo vicino al 40% perché continua ad andare in pensione e nessuno di nuovo arriva. Noi non abbiamo neppure l'ufficio per il processo perché il PNRR noi non ci ha considerato, quindi le procure sono fuori da questo ambito, si devono arrangiare in base a quello che hanno ed attuare tutte le riforme che sono previste con i mezzi e gli strumenti che hanno a disposizione, tra cui il processo penale telematico, che è un altro argomento importante che si sta avviando, sta iniziando a muovere i primi passi e che sconta ovviamente tutta una serie di criticità, personale anziano, magistrati anziani, personale mancante, computer che si inchiodano ogni 2x3, programmi che non girano, insomma tutto questo fa parte della nostra giornata. Se io penso, quando io arrivo in ufficio alle 7:20, so già che ci vogliono circa 12 minuti per accendermi il computer, quindi io mi fiondo subito ad accendere il computer e faccio tutto il resto nei 12 minuti, quindi deposito i fascicoli che mi ero portato a casa, sistemo le cose, parlo con la mia assistente, tutto nei 12 minuti che si avvia questo computer, sperando che si avvii. Per non dire poi il telematico penale che apriti cielo, oggi va, dopo non va, e mi dicono, ma dottoressa non si preoccupi, se adesso non è riuscita ad archiviare, esca fuori dal programma, torni dopo un po'. E ho capito io, però intanto io devo uscire, faccio altre cose, poi dico, Dio, ho l'archiviazione da fare, torno dentro e spero, va, per favore, fammi chiudere, fammi fare la firma digitale. Non va la firma digitale, bloccato. Comincio a chiamare i miei colleghi magri, non magri, fammi fare sta firma e fammi andare avanti con sto fascicolo. Questa è la quotidianità. Nelle procure, un po' anche per voi, ovviamente anche per noi il personale amministrativo è oro che cola perché poco è fondamentale. Noi senza il personale amministrativo siamo parte della ruota che deve girare. L'unica cosa in più rispetto forse ai giudicanti che la nostra ruota gira se girano anche le forze dell'ordine, perché noi viaggiamo con loro, noi facciamo le indagini con loro, loro sono il nostro braccio destro, loro sono i nostri collaboratori stretti e noi senza di loro non faremmo nulla. Quindi, e anche lì dobbiamo fare i conti con carenza di personale, abbiamo una squadra mobile che ha una scopertura elevatissima, il personale dei carabinieri che è scoperto, le stazioni dei carabinieri in giro per il territorio che un tempo ci controllavano il territorio, bastava una telefonata per capire come girava, ma questo lo conosciamo e quindi acquisire elementi, essere più efficaci e più veloci, sono chiuse. Altre importanti stazioni dei carabinieri chiudono alle 2. Questa è la realtà con cui noi ci dobbiamo cimentare. E anche loro lavorano con computer obsoleti che si fermano ogni 2x3 per fare le ricerche, ci stanno 2 volte in più rispetto ai tempi passati. Noi lavoriamo bene se lavorano bene loro. Ed è una macchina quindi ancora più complessa perché da noi dipendono carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, polizia locale, corpo forestale, guardia costiera, tutti nei loro compiti e nelle loro attribuzioni. Devono viaggiare anche loro e anche loro hanno gli stessi problemi, la sanità, l'università,
le forze dell'ordine, la magistratura. Ma il risultato del nostro prodotto a livello investigativo è il risultato della sinergia di tutti questi aspetti. Se non girano tutti bene, noi non possiamo fare bene il nostro lavoro. Bene, grazie. La domanda è: quando il prossimo?